ormai un appuntamento annuale per il nostro centro, anche se anche con quest'anno siamo slittati di alcuni mesi. Dirò solo proprio due parole per lasciare subito la parola ai relatori della mattinata. Dirò due parole sul gruppo Psicanalisi e Psichiatria, che è l'organizzatore di queste giornate per chi è qui per la prima volta. Questo gruppo è nato nel 2011 al Centro Veneto su iniziativa di Marco La Scala, Mimina De Giorgi, Toto Russo, altri che non nomino, Boccanegra. Dirò solo che Davide Banone è stato per molti anni referente. Gruppo nato con l'obiettivo di aprire concretamente un dialogo fra mondo psichiatrico e psicoanalitico, per approfondire e mettere in tensione reciproche conoscenze e punti di vista, ma anche al fine di costruire nuove forme di collaborazione e di scoprire in che modo la loro interazione potrebbe essere in grado di dare vita a nuovi assetti istituzionali. Il desiderio di incontrarsi e lavorare insieme, si potrebbe proprio dire il desiderio di uscire da noi stessi in direzione dell'altro, il desiderio dell'altro sotteso all'istituzione del gruppo, è nel tempo via via cresciuto e ha assunto anche la forma di una necessità riparativa, data la consapevolezza e la preoccupazione per la criticità del momento presente, di cui necessariamente risentono entrambi i saperi della cura, che pensiamo diversi ma molto vicini. Nel clima culturale in cui viviamo stanno infatti entrambe, psicoanalisi e psichiatria, in modi diversi ma parallelamente, correndo un alto rischio di impoverimento e di perdita nello spessore delle rispettive tradizioni culturali e direi anche nelle rispettive prassi terapeutiche. Forse nasce proprio dalle derive melanconiche di questa dolorosa e prolungata pandemia il tema per questo seminario, per il seminario di quest'anno, che è una riflessione sulle origini e i modi della sofferenza depressiva, che forse più che alle gravi manifestazioni melanconiche si rivolge all'ampio ventaglio delle sue forme meno riconoscibili, più sfumate o addirittura silenziose perché incistate ad esempio in patologie somatiche o nascoste nel sentire trattenuto dei lutti congelati, piuttosto che nei rumorosi movimenti antivitali delle condotte autolesive, autodistruttive e dei funzionamenti limite, nella noia e nel vuoto senza piacere dei lutti senza oggetto, nell'indifferenza, come difesa che accompagna inibizione di investire e ritiri narcisistici. Su questi temi, durante la mattinata, potremo ascoltare e discutere le relazioni di Franca Munari e Antonella Correale. Nel pomeriggio Aldo Gatto e Alberto Urbani presenteranno un caso clinico in trattamento presso il primo servizio dell'ULSS 6 Euganea. Mi auguro che chi ne sente il desiderio possa intervenire liberamente nella discussione e invito tutti ora a spegnere il microfono e ad accenderlo solo quando si prende la parola per via dei rumori di fondo. Però invece invito tutti a lasciare la videocamera aperta o ad aprirla, quelli che non l'hanno ancora fatto, in modo che se anche non possiamo toccarci, sederci vicino, possiamo almeno, grazie a questa panoramica Zoom, vederci. Allora presento ora Franca Munari, la prima relatrice della mattina, che ci parlerà del suo lavoro, Il sessuale, una questione di vita o di morte. Franca Munari è medico psichiatra, membro ordinario con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana. Ha studiato il narcisismo, la vergogna, l'agorafobia, la psicoanalisi del bambino e dell'adolescente, la pulsione, il processo di scrittura e i processi creativi. Su questi temi ha pubblicato articoli su riviste specializzate italiane e straniere. Dal 1998 ha organizzato presso il Centro Veneto con cadenza annuale dei seminari sul processo di scrittura. Redattore della Rivista Italiana di Psicoanalisi dal 2008 al 2011, è curatrice e autrice di parecchi volumi, ne cito alcuni: Metamorfosi della pulsione, Franco Angeli 2014, Pulsione e fantasia, Antigone, editore 2015, Eros e Thanatos sui processi di legamento, Alpes editore 2019. È autrice anche del testo da Pregradiva, Lavorare dal testo, Antigone, un testo del 2016. Ora do la parola a Franca Munari. Buongiorno e grazie di questa opportunità.
Il lavoro che adesso andrò a leggervi è un lavoro abbastanza complesso, anche come contenuti strettamente psicoanalitici. Spero di riuscire a proporveli in un modo abbastanza chiaro ed accettabile. Eventualmente poi nella discussione potremo approfondire delle cose, nel senso che il fuoco di questo lavoro è prevalentemente l'aspetto funzionale e le sue caratteristiche, alcune delle sue caratteristiche, perché di sicuro sono soltanto delle prospettive quelle che apro e non certo delle considerazioni conclusive nella situazione depressiva. L'altra questione interessante è, secondo me, insomma, che premetto, è che molti di questi discorsi poi confluiranno sulla questione del vedere e della visione, e la cosa particolare è che poi ho avuto soltanto l'altro giorno il caso che discuteremo nel pomeriggio. Si tratta di una persona cieca, quindi voglio dire che le questioni del vedere, dell'immagine e di tutta una serie di ricadute di questi aspetti che io andrò in qualche modo a trattare, poi li vedremo anche da altre prospettive, insomma, perché la questione è molto complessa. Allora adesso cercherò di leggerlo, se il lavoro è troppo lungo eventualmente a un certo punto mi interromperò e poi eventualmente riprenderemo delle questioni in un secondo momento. Allora, quando parliamo di depressione ci riferiamo ad un ambito psicopatologico estremamente vasto e composito, di genesi anche estremamente diversa, caratterizzato dall'emozione depressiva, che con Goals potremmo definire come non desiderare più, non esplorare più, non conoscere più, non essere più pensato dall'altro. Già la Minuta G del 1895, Freud, a proposito dell'affetto e della melanconia, aveva parlato di perdita della vita pulsionale. Sarà questo il fuoco principale di questa mia riflessione sulla depressione. Dobbiamo però innanzitutto tenere presente che la depressione in quanto affetto è al cuore dello psichismo umano, del suo funzionamento, del suo sviluppo, e che la perdita, le perdite ne sono la principale causa. Originata dalla perdita, la rappresentazione sarebbe senza di essa impossibile. L'oggetto percettivamente sempre presente e attivamente in relazione non avrebbe bisogno di essere rappresentato e nominato. Ma a questo proposito c'è anche di più, se seguiamo l'ipotesi freudiana esplicitata in nota sul notes magico, perché proprio il funzionamento dell'apparato psichico sarebbe possibile solo sulla base della discontinuità dell'investimento del sistema percezione e coscienza, e quindi sulla base di un'alternanza di attivazione e quiescenza, di presenza e assenza, a garantire sia una funzione paraeccitatoria, cioè di protezione da un eccesso di stimolazione percettiva, sia la possibilità di un'autonoma trasformazione ed organizzazione delle tracce amnestiche derivanti dalle percezioni nel loro transito attraverso l'apparato psichico. Così come anche la perdita d'amore degli oggetti edipici è precondizione necessaria ad una relativa libertà libidica quando si tratterà di amare e di lavorare. Quindi la perdita è qualcosa che è, cioè, assolutamente indispensabile proprio a livello di funzionamento intrinseco della nostra organizzazione psichica. Seguendo il percorso freudiano relativo alla questione depressione, mi riferisco alla Minuta G e a lutto e melanconia, ci imbattiamo innanzitutto sulla questione pulsionale, nel senso di una diminuzione dell'eccitamento e di una perdita di energia di investimento fino ad un impoverimento totale. E successivamente nell'economia di altri due aspetti centrali del funzionamento psichico, il narcisismo, la libido narcisistica e le sue complesse vicissitudini da un lato, e dall'altro l'intricato problema delle identificazioni. Cioè ho individuato questi tre nuclei attorno ai quali ho cercato di organizzare un discorso relativo alla depressione, che sono una prospettiva e non vuole assolutamente essere una questione che definisce il problema per intero. Allora, a proposito dell'aspetto pulsionale,
nella minuta G di Freud, che è del 1895, troviamo: è facile prevedere che il gruppo sessuale psichico subisce una forte diminuzione dell'eccitamento. Si può avere come conseguenza una specie di contrazione nello psichico, la quale ha come effetto di risucchiare i quantitativi di eccitamento contigui. I neuroni associati sono obbligati a rinunciare al proprio eccitamento, ciò che produce dolore. Per una sorta di emorragia interna si ha un impoverimento dell'eccitamento nella sua libera riserva che si ripercuote su altre pulsioni e prestazioni. Tale contrazione ha un effetto inibitorio. Considerazione che Freud ribadirà in Lutto e Melanconia, dove dice: il complesso melanconico si comporta come una ferita aperta che attira su di sé da tutte le parti energie di investimento, energie che nelle nevrosi di traslazione abbiamo chiamato controinvestimento, e svuota l'io fino all'impoverimento totale. Nell'identificazione melanconica, quando l'oggetto investito narcisisticamente viene portato e mantenuto all'interno, ripristinando regressivamente con esso una condizione di indifferenziazione, assistiamo ad un processo che tenta di conservare un oggetto che era buono e che tale si vorrebbe mantenere, trattenuto per non percepire la differenza, separatezza da esso, e poi perduto e di conseguenza divenuto cattivo. Si tratta inoltre di un oggetto che viene incorporato e divorato e quindi anche attaccato e distrutto, senza che a questo possa conseguire un distacco da esso più o meno colpevole e più o meno riparativo, e quindi una vera identificazione. Il processo si arresta sul tentativo di eliminazione dell'oggetto cattivo, perché perduto e abbandonante, e reso doppiamente cattivo perché attaccato e danneggiato, e quindi temuto come persecutorio, tramite un paradossale tentativo di conservazione di esso all'interno, assimilandolo narcisisticamente a sé. Accade così che sia soggetto a divenire cattivo. Qui ci sono una serie di teorie all'interno di questa definizione che io ho cercato di dare dell'identificazione melanconica, che sono estremamente complesse, nel senso che si parte dalla condizione di base per cui ogni oggetto che noi investiamo in un qualche modo lo investiamo in parte di libido oggettuale e in parte di libido narcisistica, nel senso che c'è una differenza fra qualcosa che riconosciamo come altro da noi e qualcosa che invece omologhiamo a noi, e quindi il problema grosso della situazione melanconica è che gli oggetti che daranno luogo a questa condizione che ho cercato di descrivere prima sono oggetti che sono stati investiti prevalentemente di libido narcisistica, e quindi nel momento in cui vengono perduti per qualunque ragione determinano una reintroiezione di questo tipo di investimento nell'io, che si vede occupato paradossalmente da un oggetto altro da lui al quale deve far posto, e un oggetto che sicuramente buono non è e che agisce al suo interno come qualcosa di distruttivo sostanzialmente. Comunque eventualmente poi possiamo tornare su questa questione perché è di estrema importanza. Si tratta anche di una regressione narcisistica con unicamente un investimento di sé parallelo ad un totale disinvestimento dell'oggetto. Ciò che il lavoro della melanconia ci mostra è una situazione nella quale l'identificazione resta la sola possibilità di elaborazione. Da questo punto di vista, il lavoro della melanconia è un'esperienza cruciale, nella quale l'identificazione è la sola all'opera, la sola capace di fornire una via di uscita all'io messo all'angolo tra l'impossibilità di disinvestire l'oggetto che ha perduto e l'impossibilità a continuare ad investirlo. Questo è Rosenberg, che è un autore che ha particolarmente studiato questo tipo di processi all'interno della teoria freudiana. Ma tutto questo, lo sappiamo bene, accade silenziosamente anche nella normalità. Tutte le identificazioni che derivano dagli oggetti prevedono una loro distruzione e una loro conservazione al nostro interno, ombre comprese. Questo per ritornare al discorso, uno degli aspetti che viene preso in considerazione in questo seminario, che è quella dell'ombra dell'oggetto, che è una suggestiva definizione freudiana della condizione dell'oggetto nella situazione melanconica.
Potremmo comunque affermare che tutti i tipi di identificazione, non solo la potente difesa imitativa nel senso in cui la descrive Eugenio Gardini, ma anche la precaria e parziale identificazione isterica o l'elaborata identificazione secondaria, sono volti a stabilire o ristabilire una qualche quota di indifferenza, nel senso di disinvestimento, e di indifferenziazione, nel senso di narcisismo primario, cioè confusione, indifferenziazione se-oggetto, nei confronti dell'oggetto, o imitandolo, o appropriandosi di qualcosa di lui, o diventando lui. Si riapre quindi tutta la questione del narcisismo, della libido narcisistica e dell'investimento narcisistico dell'oggetto, perché nella melanconia, ma estenderei la riflessione al processo di identificazione in genere, l'io va a prendere il posto dell'oggetto perduto, questo è Green, una citazione dell'André Green, ed è questo uno dei meccanismi più interessanti perché l'io arriva a mutilarsi per rimpiazzare l'oggetto perduto e per permettere questo regolamento di conti differito che ha per teatro la melanconia. Si può così capire che la depressione non è soltanto una categoria nosografica, dice sempre Green, ma è contemporaneamente una malattia e una categoria esistenziale che ci riguarda tutti. Fine della citazione. E questo accade, ed è Freud ad arrivare a questa conclusione radicale, perché bisogna ammettere che il solo vero amore è l'amore d'oggetto. L'amore di sé, e questo è sempre Green a dirlo, per sé nel narcisismo non è che il rifugio che certo può assicurare all'io un aiuto provvisorio, parziale o temporaneo, ma si tratta solo di una facciata. Quindi qui c'è tutta una questione centrale che riguarda la funzione dell'oggetto in questa complessa organizzazione. Adesso farò un accenno alla depressione in adolescenza perché era uno dei fuochi della questione che alcuni di voi forse conoscono già perché io ho già portato una parte di queste considerazioni nel precedente incontro che si è tenuto al centro sulla depressione. Si potrebbe arrivare a dire che la depressione è un complemento normale dell'adolescenza. Molte sono infatti le cose che in questa fase evolutiva vanno perdute. Siamo quindi propensi, a partire da Anna Freud, a pensare all'adolescenza come un'esperienza di lutto causata dalla perdita degli oggetti d'amore dell'infanzia, o meglio, dalla perdita di un certo tipo di rapporto con gli oggetti dell'infanzia e dalla perdita di qualcosa di sé, della propria identità fisica e psichica di bambini, nel senso di efebi o efebi, nella comunque difficile accettazione ed elaborazione delle complesse trasformazioni che a queste perdite si accompagnano, fino alla soluzione estrema dell'onnipotenza distruttiva dell'anoressia o all'allegorica prevenzione e cancellazione di qualunque segno pubertario, come si sforzano di fare i protagonisti del romanzo di Emilino Tombo, I giorni dell'assassino. Si tratta di due cugini che trascorrono insieme un'infanzia incantata e arrivati alle soglie della pubertà decidono di mettere in atto qualunque cosa pur di non crescere, pur di non perdere la perfezione dell'infanzia. Ritornando ai quadri depressivi in adolescenza, non è sempre facile discriminare una transitoria componente di depressione che potremmo definire fisiologica da forme di essa francamente patologiche. Inoltre può talora essere difficile riconoscere gli equivalenti depressivi che in adolescenza si sostituiscono in forma insidiosa al vissuto e agli affetti esplicitamente depressivi, perché evidentemente una certa quota di depressione non è tollerabile e quindi viene occultata nel corpo o mascherata in altre forme sintomatiche. L'indifferenza è una di essi. Freud descrive così il lavoro del lutto, per ritornare alla questione, a un aspetto della questione centrale in questo discorso, perché dobbiamo pensare che la depressione come il lutto in realtà sono anche dei processi che organizzano la nostra vita psichica da tanti punti di vista. Quindi a proposito del lutto, Freud in Lutto e Melanconia dice: esso può essere portato avanti solo poco per volta e con grande dispendio di tempo e di energia di investimento. Nel frattempo l'esistenza dell'oggetto perduto viene psichicamente prolungata. Tutti i ricordi e le aspettative
con riferimento ai quali la libido era legata all'oggetto vengono evocati e sovrainvestiti uno ad uno e il distacco della libido si effettua in relazione a ciascuno di essi. Fine della citazione. La differenza fra i due tipi di processi, del lutto e della melanconia, evidenzia sua parte in successione, evidenzia Rosenberg, è costituita dal fatto che mentre nel lutto l'oggetto perduto, o meglio sue parti in successione, vengono sovrainvestite per essere poi disinvestite, la soluzione melanconica è di ripristinare una indifferenziazione con l'oggetto cattivo tramite la regressione narcisistica, cioè quello che vi avevo descritto prima a proposito della melanconia. Forse anche per arrivare al fondo della conflittualità e cercare di estinguerla, ma contemporaneamente di metterla a nudo e farne così emergere il significato profondo. E se questo può essere vero in generale, tanto più lo è per l'adolescente. Ogden, nella sua lettura di Lutto e melanconia, di Freud, sottolinea come per provare il dolore della perdita sia necessario uccidere l'oggetto, permettergli di essere irrevocabilmente morto. È questo che risulta impossibile al melanconico, imprigionato nella lotta tra il desiderio di vivere con il vivente e il desiderio di essere una cosa sola con il morto. Fine della citazione da Ogden. Questione che, posta in questi termini, rimanda anche ad un pericoloso arresto nelle pastoie di un elaborabile Edipo precoce. È questa importante e innovativa estensione del concetto di ambivalenza che Freud pone tra le riflessioni a chiusura di Lutto e melanconia. Non si tratta qui più del conflitto inconscio di amore e odio, ma appunto del conflitto fra vivere o morire con l'oggetto, per restare tutt'uno con esso. Morire è anche abdicare a sé e diventare l'altro. Si tratta, a ben vedere, di processi tutti strettamente connessi al lavoro psichico indispensabile nel periodo adolescenziale, quando diviene necessario rivisitare e aggiornare alla nuova realtà psicofisica in divenire tutte le fasi del processo di separazione e individuazione. E questo accade nella riviviscenza di un Edipo estremizzato e ambivalente, imperniato su importanti elementi aggressivi e anche necessariamente distruttivi. In questo turbolento medium affettivo si muovono i processi identificatori, ancora basculanti fra il costituirsi di identificazioni secondarie e l'ancorarsi a regressive identificazioni narcisistiche e i successivi tentativi di spostamento di queste ultime su altri oggetti, fino ad un legamento possibile dell'odio. Quel legamento permetterà il distacco e la messa a morte dell'oggetto necessari al costituirsi delle identificazioni secondarie. In quel complesso e insaturo lavoro che è lutto e melanconia, tanti sono i passaggi nei quali il lutto e la melanconia risultano fra di loro imbricati e interdipendenti, inevitabilmente, dato che qualunque oggetto è investito anche narcisisticamente, come vi dicevo prima, almeno per una certa quota. E se, come sempre accade, Freud concentra la sua attenzione in parallelo sui processi fisiologici e su quelli psicopatologici, interessato alla continuità, interdipendenza delle due vie, qui i passaggi nei quali precisa gli sconfinamenti dalla fisiologia alla patologia del lutto, la melanconia, sono in realtà continui. E quando ad esempio egli parla delle cause del lutto, aggiunge alla perdita di una persona amata la perdita di un'astrazione che ne ha preso il posto, la patria ad esempio, o la libertà o un ideale, e rispetto a queste astrazioni non si può non pensare ad un investimento anche o prevalentemente narcisistico di esse e di sé nell'indifferenziata adesione ad esse e agli oggetti che le veicolano. E ancora, utilizzando altri testi e altri rimandi freudiani, come valutare la facile comparsa nel corso dell'elaborazione del lutto di sintomi somatici simili a quelli della persona morta. Si tratta di identificazioni isteriche, parziali quindi, come Freud le descriverà in Psicologia delle masse e analisi dell'io, cioè di identificazioni attraverso il sintomo con l'oggetto amato o con l'oggetto odiato, o invece di identificazioni narcisistiche con l'oggetto morto? E anche se Freud, invece di identificazioni narcisistiche, anche se Freud propone proprio in Lutto e melanconia una differenza fra l'identificazione narcisistica e l'identificazione isterica,
Questa poco serve per individuarle compiutamente, perché lui scrive, mentre nella prima, cioè quella isterica, l'investimento oggettuale viene abbandonato, nella seconda esso permane, produce un effetto che abitualmente resta confinato a determinate azioni e innovazioni singole. Definizione che poco chiarisce la complessità di questa questione. Difficile quindi una generalizzazione, più facile credo una commistione in varie proporzioni soggettive delle due forme. La questione dell'indifferenza si pone in modo assolutamente congruo in queste diverse e ambigue prospettive, vuoi per le sue origini promiscuamente narcisistiche, narcisismo primario, vuoi per le successive vicissitudini degli investimenti narcisistici e oggettuali, ivi comprese le antitetiche situazioni dell'essere guardati, guardare, mostrarsi. L'età della soggettivazione. Chi non sa ancora se c'è o non c'è il giovane. Così Italo Calvino sintetizza il bisogno e la ricerca di conoscersi dell'adolescente e del suo prendere forma come soggetto. Alla prospettiva di questo centrale aspetto evolutivo, Richard ha dedicato un volume, Il processo di soggettificazione in adolescenza. Processo complesso e in certo senso inesauribile, continuerà in forme e gradi differenti per tutta l'esistenza. Processo anche pericoloso, vediamo a questo proposito cosa dice Piero Lanier in questo senso, relativamente al manifestarsi della psicosi in adolescenza. È soprattutto, cito da lei, è soprattutto alla fine dell'adolescenza che si assiste al passaggio da una potenzialità psicotica alla sua forma manifesta, perché in quel momento l'io nel senso di le je, non le moi, può trovarsi fatto a pezzi tra il suo proprio movimento identificante, attivo e soggettivante verso nuove identificazioni e l'esigenza inconscia familiare che egli non cambi o che resti identificato, cioè l'oggetto che passivamente subisce la definizione dell'altro. Allora esso è messo di fronte a ciò che non sapeva di essere diventato, alla realizzazione di ciò che non voleva diventare, allo scarto che separa il divenuto da ciò che egli immaginava di diventare. A questo punto io ho usato questa definizione di perversione degli istinti a proposito di quelle situazioni che attaccano, dove vediamo attaccate quelle che possiamo definire all'interno della prima teoria delle pulsioni, le pulsioni autoconservative o pulsioni dell'io. E quindi è necessaria una premessa relativamente a questa questione su che cosa intendiamo, ed è una questione molto complicata, per istinto e che cosa intendiamo per pulsione. Vi leggo queste definizioni che ho cercato di mettere insieme perché credo che abbiano una grossa importanza poi come ricaduta nella clinica nel momento in cui vediamo delle situazioni appunto come può essere l'anoressia, come sono i tentativi di suicidio e i suicidi riusciti contro proprio questioni istintuali che hanno a che fare con la sopravvivenza. Allora, con questa definizione di perversione degli istinti intendo esplorare una prospettiva di quelle situazioni cliniche, di solito molto gravi, nelle quali l'io, sottoposto alla pressione, evidentemente insostenibile, del suo processo identificante, vi soccombe, o meglio cerca di farvi fronte opponendosi al soddisfacimento dei bisogni istintuali. Mi riferisco appunto in particolare all'anoressia e al suicidio. In questi casi dobbiamo ipotizzare che il sessuale, le pulsioni sessuali, debbano essere state messe fuori gioco da un io divenuto incapace di funzionare sulla base fisiologica, in quanto indispensabile alla sopravvivenza, del principio di piacere o assolutamente determinato per sue proprie ragioni a ostacolarlo. La soluzione pensata da Freud è quella della mobilizzazione, questo è da Roussillon, la soluzione pensata da Freud è quella della mobilizzazione di controcariche, di forme del controinvestimento per le quali la psiche va a mobilizzare tutte le sue risorse al fine di frenare la minaccia effrattiva o di limitarne gli effetti. Pulsioni e io, pulsioni e difese narcisistiche dell'io si trovano allora messe in antagonismo. Se la pulsione minaccia l'io, questi a sua volta tenterà una messa a morte della pulsione.
Si tratta in effetti della caratteristica principale delle difese narcisistiche messe in atto dall'io per proteggere la sua integrità dalla minaccia dell'effrazione pulsionale e se tentano l'uccisione della pulsione, la neutralizzazione della vita pulsionale. A questo scopo è necessaria una preliminare definizione dei concetti di istinto e di pulsione, definizione che scopriremo essere complessa per le inevitabili relazioni e interazioni fra questi due gruppi di basilari moti vitali. In generale per istinti si intendono le condotte volte alla sopravvivenza e all'autoconservazione e per pulsioni quei moti che a partire da un'eccitazione di una zona del corpo mirano alla scarica e ad un soddisfacimento sessuale. Qui inteso nel senso esteso e complesso che la psicoanalisi attribuisce a questo termine, a partire dalla sessualità infantile. Ricordiamo l'edizione freudiana del piccolo umano come di un perverso polimorfo, fino a coinvolgere tutti gli aspetti della vita mentale umana. Ma già la prima teoria freudiana delle pulsioni, che presenta il dualismo tra pulsioni di autoconservazione o dell'io e pulsioni sessuali, proprio a partire dalla scelta di questi termini, perché di pulsioni sempre si tratta, mette in crisi questa differenza, o quantomeno ci induce a pensare da un lato che le pulsioni dell'io possano essere considerate come un concetto ponte fra la pulsione e l'istinto e dall'altro che il concetto stesso di pulsione determina una generale sessualizzazione dell'istinto. Sessualizzazione nel senso esteso di sessualità infantile, intendo. Nella versione del 1914 dei tre saggi sulla teoria sessuale, Freud ipotizza che la sessualità, la psicosessualità, cioè l'investimento libidico degli istinti e delle funzioni ad esse connesse in termini di ricerca e di piacere, si appoggi sui funzionamenti dell'organismo deputati alla conservazione della vita. E siamo abituati a pensare che la pulsione si appoggi all'istinto, derivi da esso. In realtà si tratta di un appoggio reciproco, pensiamo soltanto al ciucciare del feto nel corso della vita intrauterina, quindi di una condizione di assenza di bisogni, prodromo, potremmo pensare, di un soddisfacimento pulsionale orale al quale dopo la nascita si appoggerà per soddisfarsi l'istinto della fame. Gli istinti diverranno comunque poi tutti debitori delle pulsioni, perché se è vero che il pulsionale si appoggia all'istintuale, si tratta in realtà di un sostegno reciproco, locuzione che meglio di appoggio tradurrebbe il tedesco Lenin, perché sempre istintuale e pulsionale necessiteranno l'uno dell'altro. L'erotico e il conservativo sono cooriginari, ciascuno fin dall'inizio mirando a un fine specifico e subito appoggiandosi l'uno contro l'altro, donde l'intrinseca possibilità di passaggio dall'uno all'altro. Questa è Balestrieri. Sarebbe quindi una relazione primitiva delle pulsioni sessuali con le pulsioni di autoconservazione nel costituirsi di una zona erogena, ossia una specifica area del corpo, sede di eccitamento sessuale, quindi fonte di una pulsione. Balestrieri a questo proposito mette in evidenza il fatto primo Partita la connessione. penso in cui siamo abituate. E Franca, per un po' non siamo riusciti a sentirti, quindi dovresti tornare indietro. Esattamente lì ci sarebbe una relazione primitiva delle pulsioni sessuali con le pulsioni, vabbè che l'abbiamo letto, ma... davanti a noi e quindi possiamo leggere il pezzettino. Adesso è ripreso? Che adesso ha ripreso, sì. E ti sei interrotta dalla relazione primitiva delle pulsioni sessuali. Ok. L'altra questione, secondo me, che io ho trovato molto interessante di questo lavoro di Francesco Conrotto, è sono queste sue notazioni relativamente ai differenti destini della pulsione.
cioè la trasformazione nel contrario, il volgersi sulla persona stessa del soggetto, la rimozione e la sublimazione. Per ciò che concerne la rimozione, ricominciamo l'espulsione dalla coscienza del prodotto di questa seconda traduzione, nel senso in cui parlava lui appunto di seconda traduzione degli istinti in pulsione, è dovuta al fatto che questo è costitutivamente in contrasto con gli schemi istintuali autoconservativi, in quanto esso è sottomesso principalmente al principio di piacere, per cui risulta essere pericoloso per le esigenze dell'autoconservazione, che, sia pure in maniera del tutto inconsapevole, deve obbedire ad un principio di realtà. Questa è, a mio avviso, scrive Francesco Conroto, la principale ragione della formazione dell'inconscio rimosso. L'altro destino possibile è la sublimazione, e andiamo direttamente alla trasformazione nel contrario e il volgersi sulla persona stessa del soggetto, che sono appunto le manovre difensive implicate in quella che ho definito come persona degli istinti. Conroto afferma: gli schemi d'azione che hanno cambiato di senso, se tendono ad esprimersi in azioni concrete, sono ascrivibili a quella che Freud chiama pulsione di morte, in quanto tendono a scaricare nell'azione la tensione psichica connessa all'investimento psichico dello schema e del suo senso, e lo fanno obbedendo esclusivamente al principio di piacere e all'esigenza di liberarsi dalla tensione. In alternativa, tali schemi di senso, anziché esprimersi nell'azione, possono generare credenze che definiamo deliranti, in quanto non sono suscettibili di essere sottoposte a critiche da parte del soggetto che ne è portatore, che non è neanche in grado di accogliere le critiche che provengono da altri. Si tratta quindi di pseudopensieri che hanno lo statuto ontologico della causalità e non della rappresentazione. Si ritorna così all'importanza della persistenza dell'investimento sulla rappresentazione dell'oggetto, che è secondo lui il senso proprio della funzione della sublimazione. Mi rendo conto che sono questioni molto complesse, però mi sembrava molto interessante mi sembravano molto interessanti queste considerazioni, sulle quali eventualmente poi possiamo tornare proprio per cercare di vedere quali sono le dinamiche e la vita stessa, la sopravvivenza, la questione di vita e di morte, dicevo. Allora, questa lunga introduzione teorica appare indispensabile per affrontare quelle forme patologiche nelle quali sembra venir meno la forza degli istinti, sopraffatti da un io gravemente carenziato che perversamente, in un trionfo distruttivo, li contrasta, reclamando un suo onnipotente potere su di essi, finalmente la sopravvivenza del soggetto. Le interazioni, le sovrapposizioni e le complesse relazioni che istinti e pulsioni intrattengono fin dai primordi della vita inducono quindi ad una riflessione estremamente complessa riguardo alle cause e ai motivi attuali in adolescenza e remoti, cioè risalenti alla prima infanzia, che determinano queste forme di grave patologia. Allora, una delle ipotesi relative a questa questione è che alla fine la depressione sia impossibile, nel senso che se la depressione può essere attraversata in un qualche modo, esiste un lavoro psichico che è in grado di integrare una serie di passaggi e di lutti e di perdite e di trasformazioni. Se la depressione non è possibile, si arriva a questi effetti che sembrano mossi, che sono mossi da una condizione depressiva, ma che però non può essere neppure spedita come tale. Questo è uno degli aspetti sui quali ho cercato di riflettere. Ritornando al testo, d'altronde Anna Freud aveva a lungo lavorato in questo senso, studiando una delle difese che possono insorgere in adolescenza, cioè l'ascetismo. Forma dell'inibizione, se non della forclusione, Anna Freud lo descrive a ragione come opera del controinvestimento e non della rimozione. La difesa ascetica sopprime o addirittura cancella, espellendoli dalla psiche, desideri e moti pulsionali. Sicuramente perverte il soddisfacimento, qualunque soddisfacimento, tranne quello dell'onnipotente controllo sui soddisfacimenti, e sembra cancellare anche qualunque forma di vitale eccitazione. Entrambi, eccitazione e soddisfacimento, vengono comunque trattati come fenomeni ininfluenti, nei loro confronti si ostenta indifferenza. Freud l'aveva già sottolineato nei 3 saggi.
Come in ogni altra occasione nella quale nell'organismo debbono verificarsi nuovi nessi e combinazioni con meccanismi complicati, anche qui l'occasione a disturbi morbosi è data da un arresto di questi nuovi ordinamenti. Tutti i disturbi morbosi della vita sessuale sono da considerare a buon diritto come inibizioni dello sviluppo. Adesso io qui utilizzerò un caso di un adolescente desunto dal mito, cioè Narciso, l'indifferente, inibito protagonista di una narrazione mitica che lo vede incapace di desiderare e impossibilitato a investire, fino a perdere tragicamente la sua giovane vita. Questo stesso esempio l'ho utilizzato recentemente nel lavoro al Congresso Italiano di Psicoanalisi. In realtà questa descrizione io l'avevo prevista per questo lavoro e non per quello. In realtà, trattandosi poi di una questione di immagine, perché l'immagine è centrale nel mito di Narciso, l'ho poi anche riutilizzato nell'altra situazione. Mi scuso con chi ha già sentito questa parte del lavoro, però qui per me era troppo importante riprenderla proprio in questi termini. Allora, vediamo un attimo di che cosa è costituito questo mito, qual è la sua. La versione più nota della storia di Narciso è quella che gli diede grande fortuna, è quella narrata nelle Metamorfosi di Ovidio. Frammento prezioso, visionario e perfetto nella sua acuta profondità. Il protagonista del mito ha appena compiuto 16 anni, si trova quindi in realtà in quello che era allora il momento di passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Narciso era figlio di una ninfa delle fonti ed una acque Tiresia, consultato se il piccolo avrebbe visto tempi remoti di una tarda vecchiaia, rispose: purché non si conosca. Rovesciamento, vuoi delle esortazioni Gnosite Auton, conosci te stesso, la massima iscritta sulla facciata del tempio di Apollo ad Elfi, vuoi della indispensabile verifica dell'esserci dell'adolescente, quella che avevo poi prima ricordato con Italo Calvito: chi non sa ancora se c'è o non c'è è il giovane. Il problema di Narciso, ma da lui ovviamente non avvertito come tale, come così spesso ci accade di vedere nella clinica degli adolescenti impossibilitati a avere a che fare con le loro difficoltà o a questi assolutamente dediti, tanto da renderli così difficili da aiutare, il problema di Narciso, dicevamo, era quello di non innamorarsi di nessuno, e dato che era bellissimo e molti fanciulli lo desiderarono e molte fanciulle, e nessun fanciullo, nessuna fanciulla mai lo toccò, la cosa non passava inosservata. Fu questa sua indifferenza, stigmatizzata come ostinata superbia, a farlo divenire bersaglio di una sorta di maledizione per contrappasso da parte di un giovinetto rifiutato. Così ami egli se stesso, così non possieda chi ama. Accade così che, tornando dalla caccia, nell'abbeverarsi di una fonte, Narciso si vide in essa riflesso e di questa immagine si innamorò. Non comprese subito che si trattava del suo riflesso. Fu solo nel tentativo di raggiungerlo, di toccarlo, che dovette rendersi conto di questo. Il riconoscersi è drammatico. Il mito di Narciso ci pone di fronte ad un problema di non poco conto, perché per Narciso riconoscersi nello specchio è terribile. Questo sono io. E subito dopo aggiunge: l'oggetto del desiderio sta con me. Una tal pienezza mi rende miserabile. O se potessi mai separarmi dal mio corpo, vorrei staccato da me ciò che amo, inaudito voto per un amante. Una tal pienezza mi rende miserabile, traduce poeticamente, sfumandolo, il ben più efficace: la ricchezza mi fa povero. O come lo rende Vernon, il possesso che ho di me stesso fa sì che io non possa possedermi. Nel declinare delle sue forze, perché il Narciso delle Metamorfosi di Ovidio si lascia morire di consunzione, si liquefa, lui figlio delle acque, si disfa per consunzione, come c'era il fuoco o la brina del mattino ai primi raggi del sole, l'unico desiderio rimane la contemplazione della sua immagine. Narciso piange e le sue lacrime la cancellano. Dove vai? Esclamò. Fermati, non lasciare, o crudele, me che ti amo. Mi sia concesso almeno contemplare quanto non mi è possibile toccare. Si offra almeno un conforto alla mia pietosa follia.
Si tratta di un mito complesso e ricchissimo strutturalmente per la duplicazione della storia, visione voce, mirabilmente giocata da Ovidio nel controcanto di Eco, ultimo rifiuto di Narciso. Eco, che è stata privata di una sua parola per il suo troppo aver parlato, anch'essa punita per contrappasso, viene condannata alla ripetizione della parola dell'altro e quindi anch'essa all'irraggiungibilità dell'oggetto. Eco è il doppio femminile sonoro di Narciso che come lui morirà di consunzione. Se ricordate prima la citazione che ho fatto da Piero Lanier di questo essere identificato dall'altro e dell'impossibilità a diventare soggetto proprio perché c'è qualcosa dell'altro che ha costretto all'angolo di una identificazione messa dentro e quindi non propria, non personale, ecco, forse potrebbe essere proprio una buona rappresentazione di questo discorso di Piero Lanier, secondo me. Per il rispecchiamento, tornando a Narciso, come origine della conoscenza di sé, la cultura, la vita sociale, in definitiva la sopravvivenza della specie, sono possibili solo perché l'esperienza fondamentale del piccolo uomo, fondante del riconoscimento del nostro io nell'immagine allo specchio, può essere in ogni momento, ogni giorno, ogni mattina, ad esempio svegliandosi, radendosi o truccandosi, continuamente rinnovata e trasformata. Questo è Jean Clair che lo dice nel suo libro su Medusa, Medusa che poi andremo a vedere come c'entra con questa questione. Che cosa sarebbe un mondo in cui non ci riconoscessimo più, un mondo in cui scoprendo la nostra immagine allo specchio ci dovessimo dire non mi somiglia, un mondo in cui non potessimo più affidarci degli specchi, questo mondo dell'inferno di cui si manifestano i demoni, Lucifero o Mefistofele, i portatori di luce nera, oppure sarebbe il mondo della follia. Fine della citazione da Claire. È questo ciò che accade nelle gravi patologie dismorfofobiche e fatte le debite differenze in quei casi nei quali è impossibile accettare il corpo del sesso che si ha e al quale non si sente di appartenere, l'inaccettabilità della forma di sé che lo specchio rimanda. Narciso, di fronte alla sua immagine, in un primo momento non la riconosce come rappresentazione di sé e la subisce, come se si trattasse di un'irruzione di ciò che Lacan definisce come reale che la realtà appunto cerca di contenere, costruendosi come prevedibile e comprensibile. Accade così che il simulacro divenga realtà, mentre la realtà sfuma. Mi state sentendo adesso? Perché ho visto che la connessione è instabile. Sì, sì, è saltata Funziona? solo per un momento, ma ti stiamo sentendo. Siamo anche fuori tempo, Franca, quindi magari acceleriamo, ma Quanto tempo ho ancora? no, Ho no, già finito? l'avresti finito, però finisci anche la tua bella relazione, insomma, speriamo che non No, salti più la arrivo connessione. a un certo punto, poi mi arresto. Finisco questa Sì, questione. sì. Dunque, la protettiva rappresentazione in immagine, quella che vedremo permette a Perseo di uccidere Gorgone e Medusa, non è arrivata a svolgere il suo compito perché è il riflesso, figura dello sdoppiamento della rappresentazione che finisce per uccidere Medusa. Il rispecchiamento è qui è anche concretamente evocato. La madre di Narciso, Liriope, era una ninfa delle fonti. E qui c'è la famosa citazione da Winnicott, che cosa vede il lattante quando guarda il viso della madre. Secondo me, si risponde Winnicott, di solito ciò che il lattante vede è se stesso. In altre parole, la madre guarda il bambino e ciò che essa appare è rapporto con ciò che essa scorge. E questo ritorno mortale di Narciso alla madre, indifferenziata, spiega la versione più tarda che muore annegando nella fonte. Salto un attimo. Ritornando però alla questione del rispecchiamento, Lacan ci dice di un altro aspetto di estrema importanza, perché nella sua descrizione della fase dello specchio, l'immagine che è sempre, così lui, un nostro doppio necessario a costituire la nostra soggettività in una forma integrata, è un'immagine dove è presente anche la madre. Il bambino è fra le braccia della madre. La rappresentazione in immagine del bambino allo specchio, quella che determina
l'Assomption jubilatoire de soi-même la comprende. Come diceva ad un altro livello rappresentativo il mio nipotino a 2 anni, uscendo di casa con sua madre, io e noi andiamo a giocare, perfettamente esprimendo a parole quello che con la fase dello specchio inizia a prendere forma, e cioè la posizione intermedia necessaria fra il riconoscimento di se stessi come soggetti e il riconoscimento della relazione con l'altro qualitativamente in bilico fra indifferenziazione e separatezza. La percezione del contatto fra i corpi, del tutt'uno fra i corpi, la garantisce, la allevia e gestisce entrambi. E anche, come narra Ovidio, per la mancanza dell'esperienza di contatto. Nessun fanciullo, nessuna fanciulla mai lo toccò. Si tratta quindi della mancanza di una conoscenza di sé, quella a cui si riferiva Tiresi, attraverso l'altro e dell'altro attraverso di sé. Le percezioni provenienti dalla superficie cutanea contribuiscono a definire l'io, che è, così Freud in Io e l'Ess, la proiezione di una superficie, e a conoscere l'altro da sé. Ma si tratta anche di quell'esperienza sensuale dell'altro che nel momento in cui sopraggiunge diviene qui devastante e delirante. Pensiamo a ciò che, a proposito della nevrosi ossessiva, descrive Freud nel tabù del contatto, inibizione, sintomo e angoscia. Il toccare, il contatto corporeo, rappresenta la meta immediata sia dell'investimento oggettuale aggressivo sia di quello amoroso. L'eros vuole il contatto perché tende all'unione, all'abolizione delle barriere spaziali tra l'io e l'oggetto amato, ma anche la distruzione che prima dell'invenzione delle armi a distanza poteva effettuarsi solo da vicino, presuppone necessariamente un contatto corporeo, la manualità. E per traslato la difesa dell'isolamento e l'uso della pausa, quindi. Narciso è un cacciatore, si serve di arco e frecce per uccidere a distanza gli animali. E ancora, ritornando alla prospettiva del Senoverit, della predizione dell'indovinio, conoscersi è vedersi, riconoscere la propria esistenza, un conoscersi che nella profezia subito rimanda alla concomitante consapevolezza della propria umana finitudine, intrinseca al riconoscimento e all'accettazione della propria individualità e separatezza. La conoscenza di sé, l'Erlebnis, che ci apre a noi stessi, è percezione della morte. Vedersi vedere significa mettere alla prova l'ambiguità di un controsenso, di un rovesciamento riflesso, che invece di offrirci il piacere della nostra presenza a noi stessi, al contrario spalanca davanti a noi la vertigine dello spossessamento. La frontalità propria di Medusa è quella anche di Narciso, quando beve il calice della morte nel riflesso dell'acqua e non vede più se stesso ma l'altro. L'io nella valuta auspicata da Narciso diviene altro che vi sottrae a sé. Qui ritornano a questa questione di Freud per cui l'unica cosa importante è l'amore d'oggetto, mentre l'aspetto narcisistico e l'amore di sé è una difesa da quella mancanza. Nei fasti Ovidio riassumerà i dolori del giovane con questa frase: Narciso è infelice di non essere differente da se stesso. Frase che il filosofo Pierre Hadot pone come esergo al suo articolo su Narciso e una sua interpretazione da parte di Plotino, articolo di grande interesse per il suo studio dell'iconografia nel mito, ma anche per questa sua considerazione in un certo senso conclusiva. L'essenziale non consiste nell'esperienza di sé, ma nell'esperienza di un altro da sé o nell'esperienza del divenire altro. Io mi fermerei qui per il momento, poi eventualmente vediamo se possiamo utilizzare dell'altro materiale. È un po' un peccato che non la finisci, possiamo sì, anche però slittare, arrivati. È un po' un peccato. Lo sapevo che era troppo lungo, ho premesso che forse sì. non sarei riuscita. Ho premesso che non manca molto, forse. Lo vediamo dopo. Facciamo così? No, manca abbastanza. Molto, manca abbastanza. Sì. Manca abbastanza, casomai lo leggiamo dopo, non c'è problema, è possibile. Va bene, allora casomai la riprendiamo dopo. Peccato. Ora allora passo la parola a Antonello Correale, che presento molto brevemente, anche se forse tutti lo conoscete. Antonello Correale porta per questa giornata di studio un lavoro dal titolo Lutti congelati e lutti espulsi. È laureato in medicina e chirurgia, specialista in psichiatria, membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana. È stato per molti anni primario responsabile dell'area 7 del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma B. Si è occupato quindi per molti anni di terapia di gruppo, di lavoro di gruppo con le istituzioni e le supervisioni.
Attualmente svolge le supervisioni in molti centri, comunità e scuole di psicoterapia. Si è quindi molto occupato di come trasmettere a persone che non hanno una formazione psicoanalitica un pensiero psicoanalitico utile al trattamento del paziente grave nelle istituzioni. Attualmente si sta poi occupando di fenomeni allucinatori e crisi della presenza. Fra i suoi scritti, che sono molto conosciuti, ricordo solo Il campo istituzionale del 91, Quale psicoanalisi per la psicosi del 97, Psicoanalisi e psichiatria 99, Borderline 2001, Il gruppo in psichiatria 2001, 2006 Area traumatica e campo istituzionale e nel 2013 Il soggetto nascosto, un approccio psicoanalitico alla clinica delle tossicodipendenze. E allora, Antonello, a te. Sì, intanto naturalmente grazie, mi auguro che l'audio non ci tradisca e che la connessione rimanga stabile per tutto il tempo. Certe volte non succede, ma mi auguro che stavolta invece ci sia clemente. Vorrei intanto ringraziarvi dell'invito e anche dire che mi sento molto facilitato con la mia esposizione da questa ampia e molto rigorosa lettura che Franca Munari ha dato del tema della depressione, che facilita il mio scopo e mi localizza, diciamo, meglio i temi che vorrei trattare, mi aiuta a localizzarli meglio. Vi dico subito come pensavo di procedere. Vorrei riprendere dal tema di lutto e malinconia di Freud uno spunto, un nucleo centrale del discorso e vedere come questo nucleo centrale può dare origine in alcune condizioni a due condizioni che io trovo particolarmente frequenti in clinica e che sono anche molto importanti dal punto di vista della terapia, del trattamento, cioè quello che vi propongo di chiamare, non su mia invenzione, perché così è stato chiamato anche da altri, il lutto congelato, e l'altro quello che vi proporrei di chiamare il lutto senza oggetto. Naturalmente vi specifico che cosa intendo dire. Vorrei subito anticipare che il lutto senza oggetto a me sembra particolarmente importante per capire meglio questo grande tema a cui ha accennato Franca Monari ripetutamente, cioè dell'indifferenza, dell'apatia, di un certo isolamento, di una certa adolescenza molto legata a condizioni attuali anche, e il mio desiderio sarebbe anche, come dire, di proporre qualche spunto che storicizzi il tema della depressione nell'adolescenza nel momento anche attuale. Operazione molto ambiziosa, molto difficile, ma che in qualche modo forse è necessaria perché noi vediamo adolescenti del nostro mondo, del nostro tempo, quindi è molto bella la proposta dell'adolescente, no? Narciso, ma in qualche modo poi questo adolescente, come sempre il rapporto fra struttura e storia, no? Si storicizza e quindi cogliere il nesso fra struttura e storia è molto importante. Ma come si può definire questo fondamentale, proprio radicale lavoro di Freud sulla depressione? Ma io vi proporrei di definirlo la depressione, lui la chiama malinconia, ma noi la chiamiamo depressione. La malinconia o depressione è un lutto fallito, è un lutto non riuscito, è un lutto che non è andato in porto. Allora, naturalmente, cosa vuol dire un lutto che non è andato in porto? Bisogna vedere che cosa si intende per lutto. Naturalmente il lutto è un'operazione che possiamo definire molto semplicemente come la perdita di una persona cara, ma anche la perdita di un'idea, la perdita di una cosa bella, la perdita di un progetto, di una strada che si idealizzava e che ci dava un senso alla nostra vita, la perdita di una fede, di una credenza, di una bellezza, la perdita di qualcosa che dava alla nostra vita un orientamento. Ma quello che mi sembra più importante e drammatico nel lutto è la sua irreversibilità. Cioè, in qualche modo l'irreversibilità del lutto non è soltanto che si perde un oggetto, è che si viene a contatto con la transitorietà della vita, si viene a contatto col fatto che la vita è caduca. Freud si è occupato molto di questo nel famosissimo saggio sulla caducità, che è un saggio, a mio parere, che ogni volta che lo leggo mi commuovo, mi sembra molto toccante, ma in qualche modo, che poi è lo stesso tema del trauma, in qualche modo, no? C'è nella vita una dimensione di irreversibilità, una dimensione che va verso una freccia, che va in avanti e che lascia indietro delle cose. C'è il concetto di perdita, no? Per esempio, non so, quando si cita Proust, no? Si dice alla ricerca del mondo perduto.
Ecco, ma è perduto o ricordato? Qualcuno mi ha detto perché lo chiama perduto? Perché non ti di ricordato? È perduto e noi lo ricordiamo per non perderlo del tutto. No? Allora il lutto si potrebbe definire come una perdita che si tenta disperatamente di compensare con qualche cosa che si potrebbe chiamare la sua interiorizzazione. Allora vi proporrei, mi rendo conto che sto dicendo con parole mie qualcosa che Franco Monari ha detto in modo molto più rigoroso e più preciso. Il lutto si articola in due fasi, il distacco e la interiorizzazione. Il distacco è l'accettazione che qualche cosa di irreversibile è accaduto, che c'è un contatto col reale, come lo chiama Lacan, cioè il contatto con qualche cosa che non ci chiede il permesso di avvenire, avviene, che noi non possiamo controllare, qualcosa che non ci chiede il permesso di avvenire. Ecco, ma il distacco è l'accettazione che c'è questa dimensione di limite nell'essere umano, di impossibilità di controllare qualche cosa, che qualche cosa ci sfugge, ma al tempo stesso possiamo passare alla interiorizzazione come qualche cosa che nel ricordo, nella presenza interna, nella identificazione, ci permette di far continuare a vivere in qualche modo ciò che non c'è più. Ecco, a me sembra che questa sia un'operazione molto complessa. Uno, l'accettazione del distacco; due, la sua interiorizzazione dell'oggetto, che in qualche modo, naturalmente non si mette dentro l'oggetto come totalità, non è qui si articola un discorso molto complesso che in qualche modo nella relazione precedente è stato anche trattato, no? Ma si mette dentro uno stile di vita, si mette dentro un tratto dell'altro, si mette dentro un piccolo aspetto, qualche cosa che ce lo fa vivere non come totalità indistinta, ma come una frammentazione utile dell'oggetto, di cui si prende qualcosa che ci contribuisce, che permane dentro di noi. Ecco, non è quindi la totalità dell'oggetto che viene messa dentro di noi, perlomeno nel lutto sano, nel lutto buono, ma è un particolare aspetto dell'altro. Questa sequenza, diciamo, del distacco, l'accettazione della diversibilità e della interiorizzazione, qualcosa rimane dentro di me, io lo faccio rivivere dentro di me, io divento quella cosa nella misura in cui quella cosa mi contribuisce a essere me stesso, ma io contribuisco anche, essendo me stesso, a far vivere quella cosa attraverso di me. C'è questo intreccio fra la cosa diventa me e io divento, scusate, l'oggetto diventa me e io divento l'oggetto, l'interiorizzazione. Se pensate ai grandi temi del seppellimento dei morti, pensate a Ernesto De Martino, no? Il grande sociologo italiano, antropologo, morte e pianto rituale, è tutto su questo. Come si può fare interiorizzare dal gruppo, oltre che dall'individuo, l'oggetto perduto? Il seppellimento, i rituali sono tutti modi con cui tentare di inserire l'altro in un contesto che diventa mio e quindi da un lato accettare la perdita e dall'altro però compensarla con la sua permanenza dentro di me di qualche cosa. Non so, questo mi sembra un punto di grandissimo interesse e anche di grande dolore, se volete, cioè è impossibile affrontare un lutto senza dolore, perché in qualche modo il dolore fa parte del distacco. Oltretutto il distacco, Freud ci ricorda, no? È come Gulliver quando si deve liberare dagli lilipuziani, no? Vi ricordate, deve tagliare i vincoli, i legami uno per uno. Non si tratta di fare un distacco tutto insieme, si tratta di staccarsi un pezzetto per volta dall'oggetto perduto e ritrovare questa accettazione dolorosa della caducità delle cose volta per volta. Ci si distacca da quel ricordo, da quel momento, da quell'oggetto, da quel particolare attimo e lentamente si accetta che questa cosa non ci sia più, ma viene rimessa dentro di noi. Questo è il lutto. E la malinconia? Cos'è che non va in questa operazione? Che non permette a questa operazione di andare in porto? Cos'è che in qualche modo fa sì che distacco e interiorizzazione non si possano verificare secondo questa sequenza un po' ideale che vi ho molto semplicemente riproposto? Ma io credo che si possa dire, io ho letto e riletto Lutto e malinconia molte volte e vi proporrei l'idea, se volete semplice, ma in qualche modo mi sembra che ci possa illuminare, che quello che non permette la trasformazione del lutto, della perdita in lutto e la trasforma in malinconia sia l'ambivalenza. Cioè che quando abbiamo un'ambivalenza
verso l'oggetto, per cui l'oggetto lascia dentro di noi uno strascico di ambiguità, uno strascico di complicazione, uno strascico di qualche cosa che non è del tutto sciolto, non è del tutto fluidificato. Non era soltanto un oggetto amatissimo, era un oggetto amatissimo con qualche cosa però che ci ha lasciato una traccia negativa. E questa traccia di negativo più o meno non riconosciuta, più o meno confusa, più o meno strisciante sul fondo, in parte rimossa, in buona parte negata. Ecco, e qui ci sarebbe da discutere sui meccanismi di difesa rispetto a questo, ma questo non ne vorrei entrare troppo in questo tema. E questa ambivalenza fa sì che non ci si possa distaccare dall'oggetto, perché non si è sciolto il rapporto con l'oggetto. Il rapporto con l'oggetto ha qualche cosa che rimane, come dire, non determinato, non completamente fluidificato, e quindi non posso mettermi dentro l'oggetto, dentro di me come ricordo del tutto, perché in qualche modo mi metterei dentro anche la tossicità di questa cosa. E quindi l'oggetto perduto rimane come o distaccato oppure viene messo dentro come totalità, ma l'interiorizzazione ha qualche cosa di contraddittorio, a qualche cosa di negativo, appunto l'ombra dell'oggetto ricade sull'io, no? La famosissima frase di Freud. Il discorso è molto complesso, ma io vi proporrei questo nucleo un po' semplificato, se volete, della impossibilità di interiorizzare un oggetto del tutto buono, perché l'oggetto ha qualcosa che non è del tutto fluidificato, non è del tutto chiarito, non è del tutto nitido, ha qualcosa di opaco. E questa opacità lo trasforma e lo rende, come dire, appunto, lo rende un'ombra dentro. L'oggetto è interiorizzato e diventa un oggetto misto, un oggetto che ha qualche cosa di buono e di cattivo, e io divento questo qualche cosa di buono e di cattivo. Quindi il rapporto con me è un'identificazione molto complessa, molto contraddittoria. Questa identificazione con questo oggetto che ha perso questa caratteristica di nitidezza, ma ha qualche cosa appunto di contraddittorio, fa sì che io stesso divento caratterizzato da un elemento che mi intossica, ma da cui non mi posso differenziare. Lo stesso naturalmente avviene, Franca Molari l'ha detto molto chiaramente, molto bene, quando in qualche modo l'amore narcisistico e l'amore oggettuale sono mescolati insieme, e quando la componente narcisistica fa sì che perdendo l'oggetto io perdo una parte di me, qualcosa di me se ne va. No, come quegli uomini che perdendo la donna perdono la propria virilità e quindi la devono riuccidere per riacquistare la propria virilità, no? Cioè è un lutto impossibile che diventa, come dire, tu ti porti via una parte di me e non te lo permetterò mai. Però questa è una modalità specifica di un certo tipo di lutto narcisistico impossibile, ma probabilmente il mettere dentro l'altro in modo indifferenziato è anche un modo per supplire all'ambivalenza, per evitare quella che anche avrebbe la posizione depressiva, cioè quello che in qualche modo è il non riconoscimento dell'ambiguità del rapporto, e quindi di utilizzare l'oggetto come qualche cosa che integra completamente la mia soggettività senza cogliere le differenze e come dire, le alternanze del rapporto con l'oggetto. Allora vi proporrei questa lettura, appunto, ripeto, semplificata, ma forse che ci può aiutare a orientarci in questo labirinto della melanconia, e dire l'interiorizzazione, il distacco e la successiva interiorizzazione non sono possibili quando c'è un'ambiguità, quando c'è un'ambivalenza di odio-amore, ma anche quando c'è, questo Molari l'ha detto molto bene, quando c'è in qualche modo l'idea che tu andando via mi fai morire e io quindi muoio senza di te. Cioè l'ambivalenza comprende, la ringrazio di questo spunto molto interessante, l'ambivalenza comprende sia l'odio-amore sia il vivere o morire, ma in qualche modo sono collegati insieme. Cioè se io non mi rendo conto dell'ambiguità, della complessità del mio rapporto con l'oggetto perduto, non posso neanche accettare questa limpida operazione del distacco e dell'interiorizzazione, che in qualche modo è l'operazione necessaria per accettare il lutto. Direi che questa, scusatemi, questo allargamento filosofico, se volete esistenziale, è la consolazione che noi abbiamo, noi esseri umani, no? È il grande strumento che noi abbiamo per affrontare il lutto, è che poi qualche cosa permane di ciò che si è perduto. Ecco, questo qualche cosa permane, però presuppone, ripeto, poi non lo presuppone, che
questo qualche cosa che permane venga anche identificato con la massima precisione possibile dentro di noi, che si colga tutta la complessità del nostro rapporto con questo qualche cosa che permane, che non può essere soltanto un'idealizzazione specifica, e non può essere neanche un rifiuto totale, un odio, ma deve essere, come dire, una complessa, amorosa, amorevole, se volete, registrazione della complessità del nostro rapporto con quell'oggetto perduto. Questo in modo molto, come dire, succinto, vi proporrei che sia un po' il tema di lutto e malinconia. È chiaro che lutto e malinconia, su questo sono grato anche a Laura Brosiano, la collega di Milano, che mi ha fatto pensare a questo punto, sono anche due posizioni, non è una successione. Non è che prima c'è il lutto e poi prima c'è la malinconia e poi c'è il lutto, oppure che in qualche modo o c'è l'uno o c'è l'altro. Si potrebbe pensare che si oscilla dal lutto alla malinconia. Ci sono momenti che accettiamo il lutto e momenti che invece scivoliamo alla malinconia o alla depressione. Questi momenti che in qualche modo si possono anche, come dire, alternare l'uno all'altro, diventi una polarizzazione. Ecco, e la grande tematica nell'affrontare il lutto forse è anche la tematica di attraversare ricadute, derive malinconiche nel lutto stesso, poi ritrovare il lutto, poi ritrovare nella malinconia, insomma sono due polarità che in qualche modo ci portiamo dentro come due posizioni, non sono soltanto una successione, sono due posizioni in qualche modo. E poi c'è il grande tema del gruppo, su cui appunto parlavano, che pensate per esempio con un esempio classico, insomma, no? Alla fine dell'Iliade Ettore muore perché viene ucciso da Achille nel famoso duello finale del poema, e prima il vecchio padre va da Achille e gli chiede di poter seppellire il figlio con tutti gli onori. Ecco, e Achille si commuove a vedere il vecchio padre piangente e gli concede questa cosa, e a sua volta Achille pensa che un giorno toccherà a lui. Quello che adesso tocca a Ettore, un giorno toccherà a lui. Questo è un tema molto commovente perché, come dire, il gruppo aiuta l'individuo a fare il lutto. Il gruppo costituisce al tempo stesso, attraverso il rito del seppellimento, del funerale, degli onori al morto, non soltanto placa il morto, arrabbiatissimo di essere morto e quindi polemico con i vivi, ma gli dà quel giusto, come dire, riconoscimento che veramente è morto, ma che al tempo stesso ci ricorderemo di lui. Ecco, quindi questo è molto interessante, molto importante. Il lutto è un'operazione individuale, ma in qualche modo è anche un'operazione collettiva, e quando il gruppo aiuta l'individuo a fare questo distacco e a fare questa interiorizzazione, in modo l'operazione è resa anche più semplice. Se l'individuo è lasciato completamente solo, la sua ambivalenza col morto, con la persona perduta, verrà a pesare come questa famosa ombra dell'oggetto di cui Freud ci ha parlato tanto bene, e con un'espressione così felice e così incisiva come questa. Allora, questa è l'introduzione al discorso che volevo fare, ma avviciniamoci al grande tema clinico che vi volevo proporre. Ci sono dei modi in cui il lutto non sfiora, non va nella malinconia, ma va verso altre strade. Io ne proporrei tre, di cui due tratterò un pochino più in dettaglio e una soltanto la citerò. Una è l'elaborazione paranoica del lutto, l'altra è il lutto congelato e la terza è il lutto senza oggetto. Sull'elaborazione paranoica del lutto non vorrei trattenermi molto perché è un tema molto conosciuto, sapete che in Italia si è occupato molto Fornari a suo tempo, ma l'elaborazione paranoica del lutto è, come dire, ciò che è avvenuto è colpa di qualcuno. E quindi contro questo qualcuno che ha causato questa cosa tappa, ostruisce, compensa il dolore del lutto, perché diventa una guerra contro qualcuno che l'ha causato. Ecco, è una grande, scusate se uso questo linguaggio un po' confidenziale, è una grande consolazione per l'umanità paranoicizzare il dolore. Viene fatto continuamente. Lo facciamo forse un pochino tutti, ma alcuni lo fanno in modo estensivo, massiccio,
E su questa cosa si possono verificare anche grandi operazioni di gruppo, come sappiamo, cioè guerre, scontri, anche operazioni ultra note a tutti, di cui non si parlerà mai abbastanza, perché sono sempre comunque un grande pericolo, come il razzismo, come la proiezione su alcune minoranze dell'odio. Ecco, la paranoia è un grande meccanismo default, no? Un grande meccanismo di liberazione. Freud diceva si sputa fuori ciò che è cattivo, vi ricordate? Freud usa questa metafora dello sputare. Ecco, si sputa fuori ciò che è cattivo e in qualche modo il dolore si espelle con l'odio, con la rabbia. Ecco. Modalità che viene si incontra molto frequentemente nella clinica e molto spesso persone paranoicali, persone con spunti paranoici, sono persone che non hanno mai voluto riconoscere che c'è stata una perdita nella loro vita e hanno trasformato questa perdita in una guerra eterna contro qualcuno, contro qualche cosa. Che naturalmente poi diventa non solo io sono in guerra con te, ma anche tu sei in guerra con me, no? Cioè in qualche modo la paranoia è reciproca e quindi diventa anche persecuzione. Però io su questo non ne vorrei trattenere troppo a lungo perché mi interessa proporvi l'idea invece del lutto congelato. Cos'è il lutto congelato? Ma io vi proporrei questa idea. Il lutto congelato è un'ossessivizzazione del lutto. Cioè la perdita viene riconosciuta, non viene negata, ma viene negata l'emozione che è connessa con quella perdita. Viene negata il dolore, viene negata l'angoscia, viene negata la irreversibilità del trauma, viene negato il senso della crudeltà della vita e si trasforma tutto questo in una ossessivizzazione. Che vuol dire ossessivizzazione? Beh, mi rifarei alla che è sempre, come dire, attualissima. Intellettualizzazione, scissione fra emozione e ragione, spostamento dell'argomento, del tema centrale della contraddizione su un tema affine ma non coincidente, e poi il grande tema appunto dell'ossessivo, l'ordine. L'ordine, mettere tutto in ordine, trasformare la vita in un immenso rituale ordinato, trasformare la vita in qualche cosa che deve andare in un certo modo preciso, assecondare con precisione atti e modi di fare che trasformano la vita in un rito ordinato che dà la fantasia di controllare la irreversibilità, il caos, la confusione, il dramma, la contraddizione, la passione, in qualche cosa che invece sembra obbedire a una legge eterna ed immutabile. No? Ecco, questo aspetto, mi pare, del lutto congelato, io l'ho visto molto spesso in famiglie di giovani che hanno, come dire, disturbi di personalità oppure disturbo borderline molto spesso, qualche volta disturbi dipendenti, narcisisti, cioè non voglio entrare troppo in una tematica eccessivamente diagnostica, anche se sarebbe interessante, ma in qualche modo queste persone, questi giovani che venivano alla nostra osservazione, spesso portavano delle figure genitoriali, madri o padri, che avevano dei lutti congelati. Cioè avevano, come dire, una modalità di dire sì, questo è successo. Mia madre è morta 5 anni fa, mio padre è perduto, mio padre si è ammalato, mio padre ha avuto un ictus, è stato in carrozzella e lo devo imboccare perché non capisce più, non riconosce più le persone, insomma, cose molto drammatiche, ma questo lutto non viene, come dire, collegato col pianto, viene collegato con allora bisogna fare così. Ecco, è come un'intellettualizzazione razionalizzante. Ecco. Questa specie di incistamento, congelamento del lutto stesso viene vissuto dall'altra persona della famiglia, dal giovane, come se qualche cosa viene oscurato, qualche cosa viene bloccato, non si può dare, come dire, fluidificazione. O se volete possiamo usare mi incoraggia l'uso molto bello che Franca Munari ha fatto del mito, io vi proporrei un altro piccolo mito che è la stanza di Barba Blu. Ecco, in quella stanza non si può entrare. Ci sono 6 stanze, in 5 ci può entrare tranquillamente. Quella no, in quella la chiave non ci può entrare, perché in quella stanza c'è un morto, c'è del sangue, c'è le tracce di un assassinio, c'è le tracce di un omicidio, c'è le tracce di qualcosa di grave che è successo. In quella stanza non si entra. Si sa che lì c'è qualche cosa non si cita. Ecco. Oppure si cita ma senza dargli la risonanza emotiva che meriterebbe.
Io credo che il lutto in qualche modo diventa, come dire, un'area, il lutto congelato, diventa un'area oscura, diventa un'area opaca, diventa un'area bloccata. Perché dico questo? Perché mi sembra che su questo ci si riallaccia un altro grande tema, che è il tema molto interessante, molto attraversato dalla psicanalisi e non solo, che è la trasmissione intergenerazionale del trauma. Cioè quando c'è un lutto congelato in una figura di nonno o di antenato o di padre o comunque una figura che ci precede nell'ordine delle generazioni, questa cosa passa alla generazione successiva come un'area opaca. Si sa che lì c'è qualche cosa, ma questo qualcosa non viene aperto, non viene sviscerato, non viene analizzato nella sua ambivalenza, nella sua complessità, nella sua contraddittorietà, e viene appunto, mi pare che la parola congelato esprime abbastanza bene questa specie di cristallizzazione. Non se ne può parlare, o se ne parla con modalità scontate, stereotipate, sempre uguali, sempre fisse, e si ha la sensazione di un'area inaccessibile. Quest'area inaccessibile può pesare sulla generazione successiva come una rimozione, o meglio ancora come una negazione di alcuni sentimenti che non possono venire esplicitati, ma appunto vengono, come dire, eliminati, o addirittura nei casi più gravi forclusi, cioè eliminati addirittura dalla sfera del linguaggio. Se per forclusione intendiamo qualcosa che viene non soltanto negato, cioè in qualche modo eliminato, non avvenuto, ma viene addirittura espulso dalla sfera del linguaggio ed entra nel campo dell'allucinazione e della psicosi. Questo mi sembra molto importante perché certe volte in clinica, se noi riusciamo a identificare il lutto congelato e in qualche modo lentamente a proporlo alla famiglia, alla madre, al padre, questa specie di fluidificazione si ripercuote, si riconnette, si ricollega anche sul figlio col disturbo di personalità o addirittura con patologie anche più gravi e rifluidifica un po' la comunicazione. È come se ridà disostruisce qualche cosa. Ecco. Però è un'operazione molto lenta, molto difficile, appunto perché di fronte al riconoscimento del dolore c'è sempre la scappatoia paranoicale, no? Come dire, no, io non voglio soffrire, preferisco essere arrabbiato. E quindi, poi non voglio dire che poi in certi casi essere arrabbiato può essere anche giustificato, ci mancherebbe altro, però in molti casi questo essere arrabbiato è un'altra, come dire, scappatoia per evitare questa cosa spaventosa che è il dolore, e sappiamo quanto Freud ha insistito sul fatto che l'umanità il dolore poco lo sopporta. Sopportare il dolore è una cosa insopportabile e quindi tutte le operazioni difensive avvengono per evitare questa evenienza così spaventosa che è il dolore. E anche lì poi si affaccia anche la pulsione di morte, intesa, veniva citata prima nella relazione che mi ha preceduto, la pulsione di morte non è l'aggressività, la pulsione di morte è la quiete, è l'ordine, è l'azzeramento, è il ritorno a una fase indifferenziata di una specie di vita azzerata. È molto importante distinguere questo, perché se non si capisce questo, si pensa che la pulsione di morte sia soltanto la distruttività, si tradisce il pensiero di Freud e non si coglie una dimensione molto negativa, molto più pericolosa, se volete, anche dell'aggressività, che è la ricerca a tutti i costi della quiete. La ricerca di un'indifferenziazione, anche perché no, come diceva Franco Comunari, di essere ringhiottiti da una madre onnipotente, indifferenziata, che ci dice stai tranquillo, adesso sei avvolto dentro di me e quindi in qualche modo sei pacificato. Ecco, quindi nell'affrontare il lutto congelato in qualche modo c'è anche, come dire, il rischio di scontrarsi con queste difese estreme che sono la pulsione di morte, che sempre si annida quando si incontra il dolore, e poi appunto, la paranoia. Ma questo appunto è il tema del lutto congelato, e ripeto che ha una grandissima importanza, specialmente per quelli che si occupano non soltanto di pazienti individuali, ma anche delle loro famiglie. L'altro aspetto che vorrei dire come parte finale del discorso è il lutto senza oggetto. E qui si parla di questa famosa indifferenza,
l'adolescente indifferente, l'adolescente che si annoia di tutto, l'adolescente che sembra vuoto. Non solo adolescente, lutto senza oggetto ce l'hanno anche i non adolescenti, ma fermiamoci all'adolescenza. Questi adolescenti di cui tanto si parla, che sembra non investano più gli oggetti, come se vivessero in un mondo in cui appunto da un lato la ipertrofia dei mezzi di comunicazione di massa, Facebook, Twitter, eccetera, 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 il cellulare, le chat, no? Questa specie di intasamento di protesi esterne che sì, danno un calore, danno un senso di vicinanza, ma anche sembrano, come dire, appiattire un po' il pensiero in una specie di presenza che rende il pensiero meno necessario, perché tanto c'è la presenza e quindi non è più necessario pensare tante cose. No? Ma al di là appunto dei motivi esterni che fanno questo, utilizzerei un altro concetto freudiano che mi ha sempre tanto colpito, quello di Besetzung, occupazione, investimento. Che vuol dire investire gli oggetti? No? Il concetto di investimento è molto interessante, molto potente. Besetzung, occupazione, vuol dire occuparli. Ma che vuol dire occupare un oggetto? Io vedo un merlo che becchetta sul ramo davanti alla mia finestra e come lo occupo questo merlo che becchetta? Lo occupo immaginando qualche cosa sulla sua vita, mi identifico con lui, mi chiedo cosa vuol dire essere un merlo che becchetta, mi chiedo cosa vuol dire per me vedere questo merlo che becchetta, come mi fa uscire da me stesso, insomma lo occupo di fantasie, immaginazioni, sentimenti, che sono le premesse per un pensiero poetico. La poesia è un'altra cosa, la poesia deve realizzare un incontro, una musicalità e un concetto, quindi è un'operazione molto complessa che purtroppo è accessibile solo ai poeti e non a tutti noi, che vabbè, se qualcuno lo è benissimo, ma insomma non tutti lo siamo purtroppo, però la premessa del pensiero poetico è una sensorialità che in qualche modo occupa l'oggetto di fantasie, immaginazioni, sentimenti e in qualche modo lo rende vivo. Ecco, questa capacità di immaginare, fantasticare, associare e, come dire, delocalizzarsi anche nell'oggetto, viene a mancare. L'investimento manca. E come mai? Come mai si verifica questa specie di appiattimento? Come mai si verifica questa diminuzione di investimento? Ma io vi proporrei molto semplicemente che questo si verifica per tre grandi motivi. Uno è la mancanza di fantasia, due la mancanza di gioco, tre la mancanza di ruolo del mondo non umano. Mi spiego meglio. Mancanza di fantasia è molto facile parlarne, è molto semplice. Noi viviamo in un mondo in cui sembra che la dimensione utilitaristica prevalga. Io vedo molte famiglie, le vedevo prima, adesso faccio più un lavoro di tipo soltanto privato, ma quando lavoravo al centro di salute mentale e mi capitava continuamente di vedere parenti, era come se fossero tutti comportamentisti. E non fa così, non fa colà, non fa così, non fa colà, dovrebbe fare questo, dovrebbe fare quello. Questo termine del fare, no, prende il posto del dire: ma lei si è mai chiesta cosa gli passa per la testa a suo figlio? Ma non fa così. No, ecco, allora questo rispondere non fa così al posto di che cosa gli passa per la testa, a me sembra molto interessante. Cioè è una capacità mancante di usare l'immaginazione, la sensorialità, la fantasia, ma anche se volete, torniamo a questo concetto molto complicato appunto di empatizzare, ma nel senso più ampio della parola, non soltanto cogliere i sentimenti dell'altro, ma in qualche modo dislocarsi nell'altro. Ma per dislocarsi nell'altro ci vuole molta fantasia. Ci vuole molta immaginazione, ci vuole cogliere tanti dati sensoriali dell'altro, la sua faccia, le sue mani, le parole che dice, dei particolari, no? Il suo vestito, il suo modo di mangiare, di dormire, di camminare. Cioè, se noi si vede soltanto un aspetto utilitaristico, dovrebbe fare così, dovrebbe fare colà, perché non fai così, perché non fai colà, questa dimensione utilitaristica uccide la dimensione, come dire, di quella che io vi proporrei di chiamare un'immaginazione empatica, non tanto l'empatia semplice, ma l'empatia ha bisogno di immaginazione, se no non si può verificare in qualche modo. E l'immaginazione è la valorizzazione di una sensorialità
che ci illustra qualche cosa sull'altro, ce lo rende vivo e ce lo fa risuonare dentro di noi. Quindi la sensorialità ha un'enorme importanza nell'immaginazione, ne è, come dire, la base. Insomma, comunque questi sono temi molto complessi. Io della sensorialità mi sto molto occupando perché mi sembra un tema importantissimo, ma adesso non vorrei. Allora, per illustrare questo punto, che forse è un po' un problema dei nostri tempi, si può dire che i nostri tempi scivolano pericolosamente verso una forma di raventismo subdolo. Ora non voglio fare il sociologo così da domenica, ma in qualche modo, forse sì, forse in qualche modo c'è una tendenza che è tipica in un certo tipo di società avanzate, in cui l'abolizione dei rituali, l'abolizione dei cerimoniali, l'abolizione di quello che in qualche modo è il condividere momenti di immaginazione, di festa, ma in questo ridurre tutto sempre a ciò che serve. Io scherzo sempre con i miei amici, come dire, ma perché quando andate in un posto volete sempre fare la strada più corta? Io vorrei fare la strada più lunga qualche volta per andare in quel posto, perché mi fa vedere più cose. Eh no, ma è molto importante fare la strada più corta, ci metti meno tempo. E cosa ci fai col tempo che risparmi? Ah, niente, lo risparmio e basta. No, ecco, allora questo è interessante, no? Perché c'è questo bisogno di fare sempre la strada più corta? Per risparmiare cosa? Per risparmiare un tempo che poi verrà utilizzato per fare un'altra strada più corta dopo. Ecco, e quindi in qualche modo questo tema del risparmio come un modo, ecco, questo è un altro modo ossessivo, forse si potrebbe dire, no? Questa modalità del risparmiare come un. Ecco, vi proporrei a questo punto, questo tema che mi rendo conto è molto generale, insomma, ma ve lo proporrei così, che allora il lutto senza oggetto è la mancanza che l'adolescente sente nei rapporti con gli altri, in particolare con i familiari, con gli adulti, ecco, di questa dimensione immaginativa-fantastica. Lui non saprebbe, o lei non saprebbe spiegare che cosa gli manca. Mi manca qualcosa, ma che cosa ti manca? Sono vuoto. E allora arrivano le sostanze, arrivano le droghe, È chiaro che non è tutto qua. Il rapporto con la madre e con un padre è ben più complesso che la presenza di fantasia pure semplice, però ci sono le identificazioni, ci sono le lontananze, appunto, non voglio che voi pensiate che io limito tutto a questo, però credo che sia un punto che va sottolineato. Ecco, su questo vi proporrei una distinzione che non è della psicanalisi ma è della fenomenologia, che è molto interessante, la distinzione fra paesaggio e geografia. Come si potrebbe definire? La geografia è: per andare da Roma a Milano ci sono 600 km e si passa da Firenze e da Bologna. È importante. Cioè, la geografia è uno spazio collettivizzato, geometrizzato, importante, necessario per affrontarlo. Ci vuole la macchina, ci vuole il treno, ci vuole l'aereo, non ci si può andare a piedi, no? Ecco, in qualche modo la geografia è necessaria. Senza la geografia moriremo tutti. Però la geografia non ci dice nulla sul passaggio da Milano a Roma. L'uccello migratore che volesse andare da Milano a Roma non si baserebbe sulla geografia, si baserebbe sul paesaggio. Direbbe: prima si incontra un monte, poi si incontra una fattoria dove ci sono tanti animali che passeggiano, poi si incontra un fiume, e in quel fiume ci sono dei pescatori quasi sempre, poi si incontra una pianura e quella pianura è verde, poi c'è un lago azzurro che però certe volte diventa bianco per la neve, che ne so. Allora, il paesaggio è una geografia sensorializzata, una geografia animata, la geografia è uno spazio, una mappa. Abbiamo bisogno di tutte e due. Un mondo di solo paesaggio sarebbe un mondo forse psicotizzato, un mondo nelle nuvole, un mondo parallelo. Un mondo di sola geografia è un mondo smorto, un mondo geometrizzato, meccanico. Ecco, allora io credo che certe volte in molti gruppi umani si ha molta geografia e poco paesaggio, ecco, oppure troppo paesaggio e meno geografia, ma direi che è più frequente l'altro, che la geografia uccide il paesaggio. Ecco, e quindi in qualche modo c'è bisogno di restituire questo paesaggio, cioè questa dimensione sensoriale, che ripeto è la premessa per un pensiero poetico. Io certe volte dico, non so se siete d'accordo, ma insomma, che nel nostro mondo contemporaneo la dimensione poetica è molto sacrificata, no? Nel senso che è ritenuta un lusso inutile, un lusso
abbastanza, come dire, non necessario, no? Mentre invece mi sembra che la dimensione poetica è una sensorialità viva delle cose che ci dice, che ci rende animata. Quando io esco la mattina e vado, che ne so, a comprare il giornale all'edicola, riconosco quella insegna, riconosco quella persona, saluto quell'altra persona, mi accorgo se il fiume che scorre è in piena oppure in secca. Ecco, questi aspetti qua sono la dimensione, come dire, di un paesaggio che rende il mondo vivo. Se invece io mi preoccupo solo di andare lì, prendere il giornale, tornare a casa e leggerlo, in qualche modo perdo qualche cosa. Ora, scusate, sono esempi molto banali, mi rendo conto, ma forse per rendere conto di quello che voglio dire. Il secondo punto, detto appunto la dimensione, il secondo è il gioco. Qui non mi soffermo tanto, ma vi vorrei dire che il gioco non l'ha inventato Winnicott. Winnicott l'ha valorizzato. Il gioco è stato studiato molto prima da grandi sociologi importanti, il più famoso Huizinga, che è quello stesso che ha scritto l'autunno del Medioevo. E lui dice che il gioco è una finzione necessaria. È una finzione necessaria e sappiamo tutti che gli studiosi dello sviluppo infantile sanno che se non si fa finta di fare qualche cosa il bambino non cresce. Cioè, il bambino ha bisogno, o la bambina ha bisogno di avvicinare all'esperienza delle cose anche un'altra esperienza che è il far finta di. In questo modo, questo far finta di è l'illusione di Winnicott, no? L'illusione non nega la realtà, ma ci aggiunge qualche cosa. Lo so che questo orsacchiotto non è mia madre, ma è anche mia madre. Se diventasse mia madre sarei psicotico, no? Perché la cosa si mangerebbe il simbolo. Ma se invece è anche mia madre, è l'illusione. Il gioco, oltretutto, oltre che essere questa finzione che contribuisce a imitare la realtà, in qualche modo imitandola, il bambino che gioca col trenino, è come se dicesse sì, esistono i treni e io li faccio vivere nella mia fantasia con questo trenino. In qualche modo rievoco il treno grande, ma in qualche modo lo trasformo anche nel mio treno, no? Ecco, questo aspetto di una finzione necessaria per familiarizzare il mondo, per renderlo mio in qualche modo, è fondamentale. E sappiamo tutti quanto i bambini hanno bisogno di giocare. Questa è una cosa che io pure ho due nipotini piccoli e quando li vedo, loro vorrebbero giocare sempre, sempre. Preferiscono il gioco al mangiare, al bere, al dormire, è quasi uno strapparli al gioco, dire vieni al pranzo, vieni a cena, vieni a mangiare, vieni a dormire. No? Hanno questo bisogno e anche molti studiosi del mondo animale, sto pensando a Panksepp, no? Che è uno studioso del mondo animale, e lui dice, lui ha studiato tutta la vita i ratti, e lui dice ai ratti piace pazzamente giocare. Lui si commuoveva a vedere questi ratti che giocavano a fare la guerra, giocavano a fare l'amore, giocavano a fare la ricerca. Cioè in qualche modo il gioco è una dimensione tipica degli animali superiori e che l'essere umano assume un carattere immenso, fortissimo. Ma appunto qual è la caratteristica del gioco? La finzione, il mondo parallelo, l'illusione, ma anche in qualche modo una sfida al tempo. Il gioco esce dal tempo in qualche modo. Mentre si gioca si sta in un tempo altro. Non si sta nel tempo, diciamo, cronologico, ma si sta in un tempo particolare, che è il tempo del gioco. Abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di questo perché se non c'è il gioco, in qualche modo la realtà si appiattisce. Il giocare non nega la realtà, la arricchisce. Ecco, no? La rinnova continuamente, come quando Freud rispondeva a Rilke e diceva sì, questi fiori l'anno prossimo saranno tutti morti, ma ci saranno dei nuovi fiori. Ecco. E Rilke non si commosse però di questo e rimase bloccato sul fatto che questi fiori morivano, ma adesso non vorrei riaprire il tema della caducità, ma in qualche modo il gioco rinnova, il gioco in qualche modo ripropone una continua riapertura del discorso. E io vi proporrei l'idea che molti adolescenti sentano la mancanza del gioco. In qualche modo si dice continuamente, no, ai grandi insegnanti di psicologia, genitori, ascoltate i vostri figli, come se fosse facile ascoltare un figlio. Non è affatto facile, no? Tantomeno rispondere alle sue domande. Giocare è un po' più facile. Però quanti genitori giocano con i loro figli? Pochi. Quanti genitori possono dire io con mio figlio ci gioco?
ci faccio dei giochi. E quante volte ho sentito dire con mio nonno stavo tanto bene, con lui giocavamo tanto spesso, con papà e mamma no. Che c'entra? Poi li voglio bene lo stesso, i miei genitori sono sempre i miei genitori, non è un problema di voler bene o non voler bene, ma che in qualche modo il gioco aggiunge una qualità in più. Allora, il lutto senza oggetto è un lutto senza fantasia, è un lutto di una mancanza di fantasia, è un lutto di una mancanza di gioco, forse. Ecco. Terzo punto, per concludere, la mancanza di gioco, appunto, la mancanza di fantasia, appunto. Ma il punto che vorrei proporre, adesso mi sfugge un attimo perché mi sono entusiasmato al tema del gioco, anzi, ecco il tema del mondo non umano. Il tema del mondo non umano. Io mi sono sempre sorpreso del fatto che si parla così poco del mondo non umano. The Non-Human Environment, no? Un lavoro molto famoso di Harold Searles, che per me fu una lettura molto potente. Ma cos'è il mondo non umano? Il mondo della natura, il mondo degli oggetti, il mondo degli animali, delle piante, il mondo di tutto ciò che ci circonda continuamente, ecco, e che in qualche modo ci rappresenta per noi qualche cosa che ci accompagna lungo tutto l'arco della vita. Ma gli diamo importanza veramente al mondo non umano? Vediamo veramente in questo mondo non umano qualche cosa che ci dice qualcosa anche di noi? Cioè gli oggetti, gli animali, le piante, non sono in qualche modo qualche cosa che ci dice, che contiene delle parti di noi che finiscono lì dentro, che in qualche modo è una proiezione, il mondo non umano è un deposito di proiezioni di parti di noi. Naturalmente sì, gli animali, pensate agli animali, il gatto, il cane, ma anche gli animali, tutti gli animali, non so, le lucertole, gli insetti, gli animali feroci, gli uccelli, i pesci, no? Ognuno di loro rappresenta non soltanto una realtà esterna, ma qualche cosa che noi mettiamo in quell'animale nel momento che lo vediamo. Cioè un deposito di parti, il mondo non umano dà vita a parti nostre. Ecco, guardare un albero e dire questo è un olmo, questo è un platano e questo è una ginkgo biloba è differente, perché ognuno di loro contiene un pezzetto diverso di parti di noi. Ecco, quindi in qualche modo il mondo non umano rappresenta, come dire, una fuoriuscita, un deposito di aspetti che in assenza di valorizzazione del mondo non umano restano inespressi. Quindi il mondo non umano, come dire, ha un'enorme importanza rispetto a questo. E qui anche c'è un aspetto importante che si rilascia anche al gioco, cioè quanto è importante che i bambini sentano nell'adulto una condivisione di una ricerca e di un amore per il mondo non umano. Questo è molto importante, mi pare. No? Il bambino che vede che ne so, un topino e che scappa terrorizzato, se la mamma gli aiuta a pensare che quel topo ha una sua vita, ha una sua realtà, ha un suo modo di essere, in qualche modo non solo il bambino sarà meno spaventato dal topo, però in qualche modo si arricchirà del fatto che i topi rappresentano qualche cosa del nostro mondo, non sono soltanto qualcosa da evitare fobicamente, ma sono qualche cosa che c'è, e così tutti gli animali. Ma naturalmente non mi limito agli animali, ma anche agli oggetti. E questo interesse per il mondo non umano a me sembra anche, come dire, una premessa verso appunto, questa cosa su cui insisto molto spesso, che è il pensiero poetico, cioè un qualche cosa che sensorializzando gli oggetti li rende vivi dentro di noi e in qualche modo permette di dare forma a qualcosa di noi che altrimenti non prenderebbe forma. Come se la nostra personalità sì ha bisogno, figuriamoci, chi lo nega, del riconoscimento, no? Franca Muari ha parlato molto chiaramente e molto bene nella parte finale del suo lavoro, ma è chiaro che noi abbiamo bisogno, però è anche vero che il mondo non umano ci può restituire qualche cosa di noi, che in qualche modo lo specchio, no? Ne parlava dello specchio, appunto lo specchio ci restituisce qualcosa di noi e al tempo stesso ci sottrae qualcosa di noi. No, Lacan dice appunto lo specchio ci presenta continuamente di fronte al nostro doppio
E questo mostro doppio ci può estrarre da noi stessi, ci può alienare da noi stessi, o ci può restituire a noi stessi. Cioè lo specchio è uno strumento a doppio taglio, no? Insomma, è un amico ed è un nemico. E ci ridà qualcosa di noi, ma al tempo stesso ci sottrae qualcosa di noi perché ci mette da quell'altra parte, ci colloca dall'altra parte dello schermo, appunto. No? Ma il mondo fa la stessa cosa, il mondo non umano ci restituisce qualcosa di noi, perché nel momento che noi vediamo un paesaggio, un lago circondato da boschi con degli anfratti, e noi ci commuoviamo, oppure delle montagne, oppure il mare, e perché noi ci commuoviamo di fronte a queste cose? Perché restiamo in contemplazione delle cime delle Dolomiti per molti minuti di seguito? Diciamo, perché è bello, ma questa non è una risposta. No, perché evidentemente questo oggetto non umano ci ricorda qualche cosa di esperienze molto antiche, che sono tipi di rapporto con l'oggetto, molto primordiale, molto originario, che in qualche modo sono un po' un contatto e un po' una separatezza, un'area in cui c'è separatezza e contatto insieme. Ecco, cioè in cui la dimensione della separatezza e la dimensione del contatto è un ossimoro, è un paradosso, ma secondo me funziona abbastanza. Ci sono momenti in cui noi sentiamo che l'oggetto è al tempo stesso parte di noi e separato da noi. Io penso che il mondo non umano possa fare molto di parte di questo. È chiaro che questo non toglie nulla all'importanza enorme del mondo umano, però in qualche modo forse tutta questa lotta che noi si fa, salvaguardare il pianeta, salvaguardare l'ambiente, non è soltanto per rendere il nostro mondo ambientale migliore, ma perché noi abbiamo bisogno del mondo non umano per conoscere noi stessi. Ecco, non so. Allora, per riassumere, mi avvio alla conclusione, il lutto senza oggetto è il lutto di una particolare dimensione psichica che non è stata attivata nel rapporto con l'oggetto. Magari l'oggetto ci ha voluto un bene matto, il problema non è il voler bene. L'amore non è tutto. L'amore si deve corredare con la fantasia, con l'immaginazione, col gioco e con la ricerca delle cose. Se no diventa, come dire, un amore possessivo, un amore totale, un amore idealizzante, un amore cieco, un amore inglobante, un amore cannibalico, tutte queste cose che conosciamo molto bene, ma non è un amore che apre, è un amore che racchiude. Ecco, questo mi sembra appunto molto importante. Allora io vi proporrei l'idea che il lutto senza oggetto sia un lutto di una vita mancante, che è questa che io ho cercato in modo molto generale di indicarvi. Un'ultima cosa sulle immagini, appunto, no? Viviamo in un mondo in cui l'immagine la fa da padrona. Ecco, qui oggi si parla di depressione ed è giusto, ma l'immagine, quanto la depressione è legata anche al fatto che noi non abbiamo delle immagini che ci ipnotizzano, più che delle immagini che ci aprono. E questa chiusura dell'immagine ci occlude e ci priva di questa dimensione psichica che io vi vorrei, come dire, proporre. No, cioè l'immagine. Come quando in televisione si dice vi facciamo vedere le immagini, no? Io tremo quando dicono questa cosa, mi terrorizzo. No, perché l'immagine da un lato ci allarga, ma dall'altro ci occlude. L'immagine ci ipnotizza, Freud l'ha detto molto bene, psicologia delle masse, analisi dell'io, no? Quando ha analizzato con tanto tempo il tema della suggestione, del contagio, della potenza sensoriale. Ecco, che in qualche modo però questa potenza sensoriale ci può, come dire, portare a un'identificazione cieca con l'altro, un'identificazione o idealizzante o terrorizzante, ma comunque ci può, come dire, sottrarre alla nostra soggettività. Nella misura in cui l'immagine si è chiusa, se è troppo forte, e Dio sa quanto purtroppo nei mezzi di comunicazione di massa si cerca sempre l'immagine iperforte, no? L'immagine che ci occluda. Quante volte si è visto all'infinito gli aerei che si sfracellavano sui grattacieli delle torri gemelle? L'avremmo visti 1000 volte. Continuamente ci viene riproposta questa scena, in modo ossessionante, no? Ecco, è chiaro che la scena è di per sé terrificante, ma vedere soltanto quella scena occlude la comprensione del fenomeno globale, ci ipnotizza in una certa misura, ci suscita un'emozione cieca. Invece
L'immagine dovrebbe essere in qualche modo, che è possibile, un'immagine che apre, un'immagine che permette una sua, come dire, apertura simbolizzante. Apertura simbolizzante non deve essere un precipitarsi a cogliere di che cosa è simbolo quell'immagine, ma deve essere un soffermarsi sull'immagine e cogliere lentamente le sue aperture possibili, i suoi allargamenti, oserei dire. Allora, il mio desiderio di storicizzare un po' questo discorso sulla depressione si potrebbe, come dire, collegare con questo punto. Quanto c'è, purtroppo non è prevalente, non è, insomma, c'è, ma non è, non voglio dire, non voglio fare un discorso apocalittico. C'è nella nostra società, in altre società c'erano altri problemi. Qui, la nostra forse è questo, che c'è un predominio dell'immagine occludente che apre. E questo può essere portare acqua al mulino della mia argomentazione di oggi, che la depressione senza oggetto, la malinconia senza oggetto, il lutto senza oggetto può essere anche, come dire, la mancanza di una particolare dimensione psichica di apertura dello psichico che viene ridotto al suo pure semplice alla sua pure semplice fattualità. È così, ecco, è così. Questo io lo trovo una cosa terribile, no? Questa concretizzazione che poi si manifesta nei disturbi psicosomatici, no? Ma senza arrivare alla patologia, è qualcosa che ci accompagna nella vita di relazione e che spesso sentiamo come un'oppressione. Non so se i nostri adolescenti forse esprimono con la loro deriva come dire, inerziale anche la mancanza di questa particolare dimensione psichica che è così invece necessaria per una salute psichica reale, no? Ecco, io mi fermerei qua, insomma io ho proposto un po' questa tematica e ringrazio ancora sia per l'opportunità che mi avete concesso invitandomi, sia per la bellissima relazione introduttiva che mi ha consentito di collocarmi in questi argomenti con modalità più facilitate per me, più, spero anche per voi, più efficaci e decisive. Grazie. Ringrazio anch'io entrambi i relatori e facciamo una piccola pausa di 20 minuti. A me è rimasta una perdita però, è rimasta la perdita di un pezzetto di relazione di Franca Munari, anche se poi ho pensato che fortunatamente abbiamo lo scritto che generosamente ci ha inviato, no? E come la scrittura e tutto il resto possa proprio essere nata per tentare di sopperire alla perdita. Però ho anche pensato ad una proposta, magari dopo la pausa, visto che poi abbiamo abbastanza tempo per discutere, se Franca hai voglia potresti anche concludere con la parte di Medusa e poi dar vita alla discussione. Questo non lo so però, lo pensate durante la pausa per ora grazie, veramente sono state due ricchissime relazioni, credo. Ci prendiamo un caffè e non spegnete assolutamente il video e ci ritroviamo fra 20 minuti qui, quindi alle 11:10. Va bene. Grazie. Abbiamo deciso durante l'intervallo che ora apriamo la discussione e durante la discussione Franca magari prenderà uno spazio, se sarà nelle cose, per parlare del pezzettino di lavoro, del pezzettino insomma non era poi così piccolo, magari dell'immagine di Medusa che era molto interessante, poteva anche appunto richiamare cose dette da Antonello. Se qualcuno desidera parlare può farlo in due modi, o lo scrive in chat oppure alza la manina e quindi gli verrà data la parola. Abbiamo già in chat una poesia, credo su Narciso, scritta da Fausto, no scritta, non lo so, chi ha scritto in chat Fausto Antonielli, non so di chi sia. E allora chiedo a Fausto se magari vuoi leggerla tu.
se sei già tornato dalla pausa e sei connesso, oppure ti aspettiamo. E c'è anche un intervento di Elisabetta Marchiori invece sull'economia di tempo. Anche a te Elisabetta chiedo, vuoi leggerlo tu? Vuoi dirlo tu? Tutti a fare un caffè lungo. Vabbè, allora aspettiamo se arrivano. Nel frattempo c'è qualcuno che vuole già intervenire, dire qualcosa? Qualsiasi pensiero associativo. A me è venuto in mente un cortometraggio di Samuel Beckett, ascoltando il lavoro di Franca, ma poi mi è tornato in mente anche con il lavoro di Antonello, l'unico che lui ha fatto, molto breve, mi pare negli anni 60-64, l'aveva portato a Venezia, che si chiama Film, che ha un unico attore che è Buster Keaton, ed è molto bello, non so se qualcuno di voi lo conosce, ed è proprio un cortometraggio sullo sguardo. Vi sono solo due protagonisti, uno che si chiama O, che è Buster Keaton, oggetto, e Occhio, che è continuamente inseguito da un occhio che mi pare che sia visto sempre di spalle, da cui cerca di sfuggire senza riuscirci. Ci sono anche il gatto, il cane che cerca di mettere fuori dalla porta, poi esce il cane, torna il gatto, un pappagallo, e comunque copre tutti gli specchi, trovando così sollievo. Alla fine mi sembra che comunque il senso sia che non può sfuggire a sfuggire a se stesso, alla propria agnizione, che comunque siamo costretti a non sfuggire da noi stessi, insomma, che era uno dei temi cari a Beckett. Perché appunto, parlando di specchio, insomma, lo specchio, come ricordava Antonello, insomma, può anche essere molto persecutorio. Credo che poi molte persone lo rifuggono non solo per dismorfofobie, ma proprio perché rivedere la propria immagine allo specchio è in qualche modo essere consegnati ad un'estraneità, cioè al fatto che noi il nostro volto non possiamo che vederlo, non lo possiamo vedere, insomma, se non nel rispecchiamento dell'altro. E quindi Lacan parlava proprio del fatto che lo specchio ci consegna alla morte, insomma, a questo scarto continuo fra la nostra identità e la sua immagine. Allora, se Fausto non è tornato, o Elisabetta, io vado a leggere comunque i loro messaggi. Fausto Antonielli, la poesia di Antonielli è: io sono ciò che manca dal mondo in cui vivo, colui che tra tutti non incontrerò mai. Ruotando su me stesso, ora coincido con ciò che mi è sottratto. Io sono la mia eclissi, la contumacia e la malinconia, l'oggetto geometrico di cui sempre dovrò fare a meno. Io non la conosco, per cui non so di chi sia. Elisabetta, se sei tornata, vuoi fare tu il tuo intervento? Basta che accendi il microfono e prendi la parola. Allora lo leggo. Riguardo il fare economia di tempo, ho pensato al Piccolo Principe e al mercante. Il mercante spiega al Piccolo Principe che vende pillole per placare la sete, così si risparmiano 53 minuti la settimana.
E che se ne fa di questi 45 minuti, i 53 minuti? È un lapsus, perché aveva fatto forse col tempo della seduta, che poi scrive, ho fatto un lapsus. Che se ne fa di questi 53 minuti? Chiede il piccolo principe. Se ne fa quel che si vuole. Io, disse il piccolo principe, se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio verso una fontana. Ecco, ora c'è Mimina. Certo, ti accendi il microfono. E intervieni. Così, la mia è un'osservazione No, domanda. Mimina non si sente. Ah, non so, io Non si sente? sì, sì. Ecco, la mia è un'osservazione domanda, diciamo, rispetto che lega le due relazioni. Rispetto ai lutti congelati, al lutto congelato di cui parlava Correale. E appunto di questa distanza, diciamo, questa soluzione tra virgolette ossessiva, diciamo, no? Prendere e isolare l'esperienza del dolore, l'affetto, l'emozione, e invece poi razionalità, ordine, insomma, questa risoluzione, diciamo, razionalizzante o comunque ossessiva, centrata più sul pensiero. Allora, in questo discorso mi ha subito richiamato il discorso che faceva invece Franca, il contatto, partendo da Narciso, che mai era stato toccato da nessuno. E quindi in questo senso mi sembra che anche in queste soluzioni, diciamo, di lutto congelato, no, è come se non si potesse contattare, incontrare il dolore, diciamo, l'esperienza, l'affetto. Franca cita proprio Freud a proposito proprio della nevrosi ossessiva in inibizione sintomi angoscia, e dice che non solo Eros vuole l'unione, il contatto, ma anche in qualche modo l'aggressività è fatta, diciamo, il contatto fisico. Penso al modo di dire la fatica di tenersi le mani. Allora mi chiedevo se in questa soluzione, diciamo, tra virgolette ossessiva, non lo so, possa essere collegata invece proprio o la mancanza di un contatto, o comunque di come è stato quel contatto, diciamo, e quindi in un qualche modo all'esperienza di piacere e dispiacere del contatto con l'altro, e che può dare esiti diversi. Questa è la domanda, poi vediamo più avanti cos'altro viene fuori. Volete rispondere domanda per domanda o raccogliamo un po' di domande? C'è anche Marco La Scala che vuole parlare. Come preferite? Raccogliamo un po' di domande. Raccogliamo un po' di domande. Sì, sì. sì, sì. Allora Marco. Ringrazio i relatori perché sono due relazioni proprio belle e coinvolgenti. Volevo avvicinarmi un po' a questo concetto di lutto senza oggetto, che mi ritrovo moltissimo in questa bella descrizione, come anche nell'altra, quella del lutto congelato. Il lutto congelato, tra l'altro, mi ricorda tantissimo uno dei punti in cui Green parla della madre morta, che è una madre in parte disinvestita, dove mette particolarmente l'accento proprio su questi aspetti di persone che deprivate, diciamo, di un aspetto libidico investono moltissimo
negli aspetti di fare ordini ossessivi, schematici, per cui di solito sono anche persone che fanno delle grandi carriere, proprio perché dedicano tantissimo delle loro energie a organizzarsi sul lavoro in una maniera intellettualmente spesso anche molto valida, e che però hanno alla loro base poi questa carenza. Mentre per quanto riguarda il lutto senza oggetto, trovo il discorso interessantissimo, per quanto direi che senza oggetto sta a indicare che l'oggetto parzialmente senza oggetto, come dire, no? C'è un oggetto che un po' c'è, un po' sfuma, un po' non è rappresentato. E questa categoria, a mio avviso, rientra nella mancanza di soggettivizzazione che noi troviamo in tantissimi quadri psicopatologici, e anche dall'altro congresso avevamo visto come attualmente ci sia una ampia rappresentanza di post-adolescenti o giovani adulti che hanno dovuto rivolgersi alla psichiatria, cosa che in passato non avveniva. E però questa carenza di questo vuoto, questa indifferenza, questa mancanza di fantasia, di gioco, eccetera, mi sembra che rientrino un po' tutti in quelle che sono le patologie di personalità, in quelle che sono le patologie identitario borderline in qualche maniera, forme non nevrotiche che hanno alla loro base proprio questo difetto della soggettivazione, il quale nasce da un rispecchiamento che in qualche maniera è stato carente. Quindi la mancanza di cui si è tanto parlato è prevalentemente la mancanza di un rispecchiamento che consenta al piccolo infans l'appropriazione soggettiva. Se c'è appropriazione soggettiva, allora c'è la fantasia, allora c'è il gioco, allora c'è il paesaggio invece della geografia e tante altre cose. Quello che credo in queste patologie identitarie oggi prevalentemente espresse dagli adolescenti e post-adolescenti sia proprio questa mancanza di appropriazione soggettiva, che implica una componente attiva nel muovere verso la simbolizzazione. Questo tipo di quadri psicopatologici tra l'altro ci pone sempre un grosso problema dal punto di vista della clinica, soprattutto psichiatrica, perché facendo le supervisioni in ambienti psichiatrici era sempre questa alternanza tra dei comportamenti di tipo identitario borderline, dove però all'origine c'è un nucleo che è un nucleo anche melanconico. Quindi quanto un nucleo melanconico si differenzi dalle patologie di desoggettivizzazione border, e questo non è un problema da poco. Molto spesso accade che ci siano entrambe, cioè che un'organizzazione borderline abbia comunque organizzato al proprio interno e costruito e investito un oggetto che poi ha deluso. E allora all'organizzazione identitaria si affianca sempre anche la possibilità di un nucleo melanconico che si possa attivare. Mi sentite? Sì, sì. Sì, sì, Che si possa
attivare. E questa è una questione molto molto delicata anche nei trattamenti dei pazienti e anche nelle riabilitazioni e anche negli interventi integrati, nel senso che un conto è la ricerca di un oggetto che viene distrutto dal border, presente, assente, eccetera, e un conto è che in questi percorsi processuali si vada a finire invece in un oggetto maggiormente integrato, maggiormente costruito, che però ha comportato la delusione narcisistica, perché quello alla fine determina un'incorporazione, la quale incorporazione segue la via melanconica con anche tutti i rischi di suicidio e di azioni autolesive, eccetera. Mi fermo qua. Allora, nel frattempo è arrivata un'altra domanda per Antonello Correale da parte di Silvia Roberta Caldironi, che leggo. In questo tempo segnato dalla pandemia, dove tutto sembra siano collettivamente assuefatti alla morte di tante persone, possiamo parlare di un lutto congelato collettivo? E quali sono e saranno gli esiti di questa modalità di non riconoscimento del lutto? Io direi che adesso si può rispondere. Volevo solo dire che Elisa Palagini di Matrix ha individuato il poeta che è, la ringrazio, ed è Valerio Magrelli. Posso dire rapidamente qualche cosa? Mi pare che già nelle domande però la risposta che la domanda pone, quindi mi sintonizzo senz'altro su questa risposta. Il tema del contatto e in qualche modo anche che tipo di identificazione si crea in alcuni disturbi di personalità, no? E che ruolo abbia appunto il nucleo malinconico in questo tipo. Ma io credo che in qualche modo il grande tema del borderline è il buttar fuori, sempre. A me ha sempre molto colpito questo tema dello sputare, no? Quando Freud dice appunto mettiamo dentro il buono e sputiamo il cattivo, no? Lo dice nella negazione, lo dice in molte occasioni. Questo buttar fuori fa sì che, secondo me, molto bene, dottor La Scala, che in qualche modo l'identità, le identificazioni del borderline sia una continua lotta contro un oggetto che ci sovrasta e di cui si cerca di spellere. Ecco, e quando questa lotta viene meno, si percepisce la mancanza, appunto, un lutto doloroso di un vuoto di mancanza di un oggetto che dia contatto, e questo può spingere al suicidio o comunque a un lutto irreversibile. Io direi che la soggettivazione, non so se il dottor La Scala è d'accordo, è un continuo processo di polarizzazione fra l'io e il me. Cioè l'io è questa parte che Winnicott identificava come oscura, no? Il vero sé, come dire, che è molto legato anche con le pulsioni, di cui ci ha tanto bene parlato appunto la dottoressa Munari, no? Cioè la dimensione pulsionale, ma intesa anche come la nostra corporeità, l'accettazione della nostra corporeità. Il me invece è il noi visto appunto allo specchio, il me visto, scusate, è l'io visto allo specchio, è l'io dell'altro, è l'io che l'altro mi fa essere. Ecco, allora questo continuo essere per sé ed essere per gli altri, mi pare, forse per usare una terminologia sartriana, no? Essere per me o essere per gli altri. La soggettivazione è questo continuo poter oscillare fra l'io e il me, mi pare, fra che cosa gli altri mi fanno essere e che cosa io cerco di essere, in qualche modo anche indipendentemente dagli altri. Allora è una tematica molto... io credo che in questo caso, appunto, che lui cita molto giustamente del borderline, la continua lotta senza quartiere contro l'oggetto che l'altro mi vuole fare essere, comporta, come dire, una guerra continua, una persecuzione continua, una impulsività, un continuo tentativo di liberarsi da questo oggetto incombente che diventa poi un oggetto traumatico, un oggetto violento, un oggetto eccessivo.
quindi direi che il nucleo malinconico è, come dire, la difficoltà di individuare nell'oggetto una dimensione di tenerezza, di affettuosità, di dolcezza, di continua morbidezza, diciamo, che invece è mancata perché l'oggetto ha sempre qualche cosa di traumatico. Non so, credo che... Quanto al contatto, sì, io credo che tutta l'ossessività, in fondo, è un tema che ruota intorno a un certo, oserei dire, disgusto del contatto. In fondo l'ossessivo è come se volesse vivere a tutti i costi dalla vita in su, e dalla vita in giù gli fa schifo. La parte, no, in realtà appunto l'ossessivo trattiene continuamente, no? Freud collega l'ossessività con il tema appunto fecale, no? della dimensione anale, e questo trattenere, non espellere niente di disgustoso, di cattivo, di violento, di rabbioso, e invece il contatto in qualche modo restituisce non soltanto la dimensione, come dire, affettiva, calda, ma restituisce anche la dimensione corporea. Gli dà alla dimensione corporea una possibilità di asilo nella mente, no? E la morte è quanto di più disgustoso ci sia, la perdita è quanto di più disgustoso ci sia, perché è collegata con il deterioramento, con il disfacimento, non è soltanto l'assenza, la morte non è solo l'assenza, la morte è anche qualche cosa che va incontro a una corruzione, e l'ossessivo non sopporta questa cosa. Forse non la sopportiamo nessuno, ma l'ossessivo in modo particolare. Quindi direi che il contatto in qualche modo, nella misura in cui restituisce non soltanto calore, ma anche un senso di realtà alle cose, è proprio ciò che l'ossessivo e il lutto congelato vuole eliminare. No? E quindi è come se si dovesse accettare questa idea anche della, come dire, della precarietà del nostro corpo, ma proprio per questo amarlo. Proprio per questo non odiarlo perché è corruttibile, ma amarlo perché è corruttibile. No, questo è un tema molto complicato, molto difficile, ma che però introduce una dimensione, come dire, possibile. Ecco. Quindi direi che sì, il contatto è nella misura in cui restituisce una dimensione corporea, è un'arma a doppio taglio, perché da un lato ci ridà il calore, la vicinanza, la tenerezza, ma dall'altro ci può ridare anche il senso invece di una invasività, di qualcosa di troppo fisico, di troppo concreto, che però va accettata nella misura in cui, se non la si accetta, si vive sempre appunto in un mondo intellettualizzato. Soltanto alcuni spunti rispetto alle vostre domande. La terza, io sì, sono d'accordo sul tema del lutto congelato collettivo. Io credo che ci sia... Io per esempio me la vivo molto rispetto alla psichiatria questa cosa. Scusate se restringo il discorso alla psichiatria, ma in fondo tutti noi ci lamentiamo di quanto sia degradata la psichiatria nei servizi, no? Per esempio, quanto è diventata meccanica, burocratica, semplificata, rapida, veloce, sbrigativa, comportamentista, iperfarmacologica, iperbiologizzata, in un modo piatto, banale, eccetera. Vabbè, ma perché tutto questo? Diceva perché non ci hanno tagliato le risorse economiche, quindi benissimo. Ma al tempo stesso, perché questa lamentela non diventa mai, perlomeno poco, una dimensione propositiva, una battaglia diversa, ma diventa soltanto una lamenta malinconica, appunto? Io credo che sia perché di fatto la psichiatria ci mette di fronte a dei temi giganteschi. La psicosi, i disturbi di personalità, l'aggressività, la pulsione di morte, la ripetizione, la continuazione a ripetere, il transfert, sono temi grandissimi, difficili, complicati. E forse il lutto è la paura di non essere all'altezza di questi temi, come se la psichiatria ci invitasse a una sfida che abbiamo paura di raccogliere. E allora la riduciamo a una gestione di tipo più meccanico. Quindi sono d'accordissimo che il lutto, questo forse vale anche per la società, però io non mi voglio imbarcare in un'analisi sociologica perché non mi sento in grado di poter fare. Però forse è vero che causa della perdita dei referenti, no? dei metagaranti, vi ricordate? Cioè, in qualche modo ci sia una perdita di qualcosa, che forse è la perdita delle grandi ideologie, la perdita delle grandi idee che il mondo sia descrivibile secondo progetti filosofici esistenziali condivisibili. Ecco, un certo senso di decadimento di questa dimensione.
e che invece è venuta fuori un'ideologia che è più basata appunto sul comportamento, sul piacere, sulla conquista, sul successo. Non so, quindi mi pare che l'idea di indagare, come dire, un lutto congelato, collettivo, io lo vivo molto a livello della psichiatria e penso che giornate come queste vadano proprio incontro vadano a contrastare questo degrado, vado a dire accettiamola questa sfida, cerchiamo di capirci di più, approfondiamo, usiamo le nostre competenze, le nostre condizioni, le nostre scelte per allargare il campo delle nostre conoscenze. Accettiamola la sfida della psicosi, accettiamola la sfida dei disturbi di personalità, accettiamo la sfida della coazione a ripetere. No? Invece di dire non ce la facciamo e quindi gestiamolo in qualche modo, li mandiamo in comunità, gli diamo i farmaci, gli diamo il Depakine a tutti, vabbè. No, quindi sono d'accordo che in qualche modo ci sia in tutto questo una dimensione di lutto congelato. Ci sarebbe molto da dire, ma insomma, per il momento mi fermerei su questi spunti e ringrazio anzi di queste domande che mi hanno permesso di allargare un po' il tema del discorso. Franca, vuoi dire qualcosa? Paura che si sia sconnessa. No. Ci sei? Sono, mi sentite? Sì? Mi sentite? Non ti vedo. Sì, ti sento. Eccola. Ok. Provo a parlare? Vado? Sì. Ah, eccoti. Allora, intanto ringrazio tutti degli spunti, in particolare Correale, che mi ha fatto ripensare tutta una serie di altre questioni da altre prospettive. E però, insomma, di fronte a questo è secondo me molto difficile da contestualizzare, e lo è per due ragioni, perché in fondo noi tendiamo a mettere insieme tutta una serie di cose che forse hanno delle caratteristiche. In particolare è che un conto è la percezione soggettiva dell'affetto depressivo che si può avere e in che termini c'è questa percezione soggettiva. L'altra è quella di una diagnosi di depressione che noi possiamo porre a livello, per esempio, di tutte queste forme dove l'affetto non è così immediatamente palpabile e presente, ma si manifesta in modi assolutamente diversi. E questa è una prima distinzione, secondo me, estremamente importante. L'altra questione è quella della misteriosità che secondo me c'è nella melanconia, perché se nel lutto noi possiamo avere una percezione abbastanza ricostruibile storicamente in un qualche modo di che cosa è stato perduto, nella malinconia invece la cosa sopraggiunge senza che esista una causa scatenante la maggior parte delle volte, o quantomeno la causa scatenante non è così immediatamente riconoscibile. Per quella che è la mia esperienza nei casi in cui ho avuto dei pazienti con attacchi di tipo melanconico vero e proprio nel corso di un lavoro che stava facendo, quello che mi ha sempre molto colpito è che in realtà lo scatenamento di questi episodi avvenisse, mi pare, nella stragrande maggioranza dei casi, in seguito a un'ipereccitazione, a uno stato ipereccitato, per cui ritornerei al discorso di Roussillon rispetto a questa difesa dalle pulsioni e direi anche dalle percezioni, cioè come se la melanconia fosse un azzeramento paraeccitatorio di un troppo che arriva e dall'esterno e dall'interno, che mi sembra qualcosa di diverso anche geneticamente per questa prospettiva freudiana della melanconia come a partire da un investimento narcisistico dell'oggetto, da un lutto difficile da elaborare in una qualche misura, che può essere quello per esempio da un eccesso di investimento aggressivo nei confronti dell'oggetto. Secondo me sono due cose differenti per come io me le rappresento quantomeno. Quindi questa è una prima cosa che mi sembra a me interessante da dire. L'altra è una questione che ha ripreso anche Antonello Correale a proposito
dell'immagine e dove anche lì la questione centrale da un certo punto di vista in termini di funzionamento psichico è il fatto che laddove la realtà viene percepita in un qualche modo in termini di tridimensionalità, non solo, ma quelli che sono i contorni che noi attribuiamo all'immagine, netti in una qualche misura, cosa che nella percezione della realtà in termini visivi proprio in realtà non è così. C'è un pittore che io non amo particolarmente, ma che da questo punto di vista ha fatto una ricerca straordinaria, è Morandi, nel senso che lui ha proprio cercato di rendere questa transizione fra oggetto sfondo, per esempio, che sia la più simile possibile a quella legata alla percezione stessa, cioè che non è una vera e propria transizione, ma ha delle superfici di sovrapposizione in un certo senso. E ricerche che ho trovato estremamente interessanti in questo pittore, che peraltro non mi piace poi alla fine così tanto, però questo è veramente straordinario e questo però ha a che fare moltissimo con il discorso della tridimensionalità, perché nel bidimensionale non è vero che è un po' di funzionalità quella della trasformazione in bidimensionale, come lo è nel disegno, nel gioco e in tutta una serie di altre situazioni, un certo tipo di trasformazione in un universo in qualche modo parallelo, in qualche modo differente, dove possiamo usare, cioè in fondo anche il discorso stesso che noi possiamo fare a livello di metapsicologia da un punto di vista nostro, per esempio, è un discorso di gioco, cioè usiamo degli strumenti per cercare di rappresentare qualcosa che stanno al posto di qualcos'altro e ci appoggiamo a questi strumenti, in questo caso strumenti teorici. Ecco, volevo tanto... Sei sparita. Qui c'è tutto il discorso della clinica e anche di come ci rapportiamo ai pazienti sulla base di considerazioni che ci riesce molto difficile realizzare. Da quando è che è finito? L'ultimo pezzettino si era sconnesso, se puoi ripetere prima della... No, volevo soltanto dire che è estremamente complessa anche la clinica, secondo me, la prospettiva clinica, perché è molto difficile concettualizzare queste cose anche in termini di psicopatologia, perché l'aspetto importante appunto di questo aspetto sconnesso fra quella che è la fenomenologia del paziente che ci appare e quello che invece è una nostra idea di che cosa ci sia dietro, è una questione molto molto importante da tanti punti di vista, anche tecnici poi. Certo. Mi fermerei qui. Sì, ha chiesto la parola Patrizio Campanile, poi ci sono 2 domande scritte che in seguito leggerò. Patrizio, sì. Ma volevo tornare su questa faccenda dell'appropriazione soggettiva e interrogarci sulla questione dell'appropriazione soggettiva attraverso la costruzione delirante. Perché diciamo che il retroterra di questa mia questione sta nell'aver pensato in parallelo una serie di adolescenti che hanno alle spalle, al centro della loro vita, ahimè, la questione del loro essere stati adottati, spesso in seguito a vicende molto 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 violente. Allora, ne pensavo 3, uno a fianco all'altro. Allora ci può essere la soluzione del creare il vuoto assoluto di investimento. Ci può essere la soluzione della rabbia continua
e che fuoriesce senza limite, ed in entrambi questi casi è impossibile o addirittura chiesto di non toccare mai la questione dell'origine. E poi mi veniva in mente però un terzo caso, e non c'è oggi il collega con cui mi è capitato per lungo tempo di discuterne, peccato, ma in una terza situazione, e lì mi fa pensare a questa questione della fantasia, del gioco, dell'introduzione del mondo non animato, ed è il fatto di fare un tentativo di appropriazione soggettiva attraverso la costruzione dell'irante, che è un modo, mi pare, certo fallito da un certo punto di vista, ma che permette una qualche forma di elaborazione che negli altri casi risulta ancora più difficile. E quindi l'interrogativo è: in che misura la costruzione delirante può costituire una strada, diciamo, di accesso, o perlomeno la strada di accesso che alcune persone ci danno per arrivare alla loro sofferenza. Giusto. Allora, vi è una domanda di Maria Grazia Capitanio per il dottor Correale. Parlando del lutto senza oggetto, diceva che lo psichico è ridotto alla fattualità. C'è un collegamento col pensiero operatorio di cui parla Martí e con la depressione essenziale alla base di gravissime malattie somatopsichiche? Leggo anche un'altra domanda, un altro intervento di Riccardo Drago, lungo. Riccardo, non vuoi essere tu a dirlo? Basta che staccare il microfono, così. Buongiorno a tutti. Ecco. Eccoci. No, niente, raccontavo semplicemente di come proprio ieri questo giovane paziente, un ragazzino di 11 anni in realtà, mi faceva notare molto felicemente come i morti giornalieri si siano dimezzati nel tempo e che quindi tutto andasse meglio. Ci muoviamo ancora sulle diverse centinaia di morti al giorno, però c'è un bambino che sorridendo dice che va tutto bene, che va tutto molto meglio. E in effetti io provo lo stesso sollievo quando vedo un bollettino che ha questi dati che sembrano incoraggianti, un po' congelando il fatto che siano morte 300 persone ieri. Eppure un numerino che scende ci fa sentire in qualche modo felici, ci fa riappropriare di qualcosa. Dimentichiamo che cosa sta succedendo e i drammi che si stanno susseguendo attorno. Direi di fermarci alle 3 domande e poi ce ne sono ancora in chat e le leggiamo dopo. Molto rapidamente alla domanda del dottor Campanile risponderei che io sono completamente d'accordo con lui. Cioè il pensiero delirante va interrogato, non va cacciato. Molto spesso la psichiatria si precipita a cacciare il pensiero delirante come se fosse un tumore da abolire, no? O come se fosse un'escrescenza neoplastica che va eliminata il prima possibile. Mentre invece io sono d'accordo che il pensiero delirante vada contenuto e sono favorevolissimo al fatto che ci sia un uso intelligente dei farmaci per farlo. Però è vero che il pensiero delirante è un tentativo di elaborare, di dare una, come dire, una costruzione, una sensorialità prorompente che è tipica dello psicotico, che viene occupato da alcune immagini fisse, troppo potenti, troppo investite, troppo persistenti, troppo invasive, e che il tentativo, che siano provenire poi da un mondo che un po' è il mondo sospeso, un mondo esterno, un mondo misterioso, un mondo senza un'origine precisa, e che quindi il tentativo di il delirio sia un tentativo di, come dire, uscire da questa dimensione ipersensoriale tipica appunto di un Bion direbbe sono
elementi gamma prorompenti, no? Che in qualche modo occupano la mente. Bisogna trovare il modo per dare a questi elementi una loro, come dire, orientamento e fluidificazione. Quindi il delirio va interrogato perché contiene sempre al suo interno un tentativo di ricostruzione. Ecco, questo mi sembra un punto molto, molto importante. Anche Freud lo diceva, lui diceva mi pare nei suoi lavori sulla nevrosi e la psicosi, quando lui diceva appunto la enorme importanza che assume il mondo delirante ci fa oscurare, ci fa dimenticare l'abisso di vuoto e di dispersione, di frammentazione che c'è alla base del delirio stesso. Cioè, ma questa frammentazione è dovuta, secondo la mia esperienza, al fatto che dei dati sensoriali troppo fissi, troppo preminenti spezzettano la struttura psichica, la frammentano e si ha una sensazione di finire in una serie di frammenti incandescenti. Ecco, la psicosi, io in fase acuta direi che è una serie di frammenti incandescenti che lo psicotico cerca disperatamente di mettere insieme attraverso una costruzione delirante. Quindi sono d'accordissimo che non c'è tanto una depressione, ma posso parlare? Già fatto. E quindi, scusate, è una cosa urgente di casa. E, quindi condivido pienamente questa cosa del delirante. Quanto al pensiero operatorio, penso che sia qualcosa di simile. Ora, il oratorio sia tutto geometria, dire, no? Ma credo che siamo da quelle parti, cioè questa, io pure trovo pesante certe persone, no? Ma tutti noi troviamo forse pesanti, persone che sembrano parlare soltanto di una fattualità un pochino opaca, no? Ecco, e in questo senso anche il discorso finale del dottor Drago quando parlava dei numeri, no? È vero, io penso che sia assolutamente vero, ma quante sono le vicende in cui si dice, non so, il tale terremoto ha comportato 3.000 morti nelle Filippine? Vabbè, sembra che la nostra mente non sia in grado di dislocarsi più di tanto. Ecco, e quindi in qualche modo zero operatorio, per i lutti congelati sono anche lutti rispetto a morti o a disastri che sono in qualche modo li blocchiamo, insomma, oppure li trasformiamo in dati statistici. Ecco, ma c'è sicuramente nell'eccedente, ecco, questo mi sembra molto importante di riconoscere. Nel lutto c'è qualcosa di eccedente, è l'irreversibile, qualche cosa di eccedente può venire gestito attraverso un congelamento, e invece va riconosciuto questo elemento. Forse Freud direbbe l'angoscia di Castanto 10, no? Il dubbio che l'effetto possa essere quello appunto di ossessivizzare in qualche modo, no? Io non sono contro la geografia, intendiamoci, non sono un difensore del paesaggio a tutti i costi. La geografia è molto importante perché ci dà un senso della realtà e lo stesso anche i dati statistici sono importanti perché ci danno un senso della realtà. L'importante è che noi non trasformiamo nell'unico dato di cui disponiamo. Ecco, questo mi sembra, no? Di per sé poi senza gioco da nessuna parte. Quindi è anche importante questo aspetto. Io mi fermerei qua per il momento. Sì. Tu Franca vuoi dire qualcosa o passiamo alle domande successive? No, volevo dire soltanto una cosa rispetto a questa questione di Patrizio, che anche lì dipende forse dalla qualità di questa costruzione delirante, perché ce ne possono essere di tanti tipi in una qualche misura. Io ultimamente stavo cercando di riflettere, ma non ci ho ancora cominciato bene, su quello che è il romanzo familiare. Che alla fine voglio dire, è una costruzione fantastica di un certo tipo. Allora, che differenza c'è fra una costruzione fantastica e una costruzione delirante? Che differenza c'è? Certo che anche la costruzione delirante ha in sé degli elementi rappresentativi ed è una forma che viene data a qualcosa, però anche lì è molto forse importante il come
e come questi pezzi incandescenti di cui giustamente parlava Correale agiscono in questo amalgama che si crea, che è la costruzione delirante, e se si tratta di qualcosa che può essere recuperato al pensiero, se come diceva Conrotto in quella citazione che ne ho fatto del rivolgimento nel contrario, si tratta di pseudo pensieri e di qualcosa che ha delle caratteristiche solo della causalità, come diceva lui. Quindi forse anche lì può essere estremamente interessante e una via per cominciare a lavorare, in alcuni casi, ma in altri casi può essere qualcosa che sbarra e occlude, cioè credo che sia molto, molto differente a seconda della qualità del contesto del processo in atto. Mm-hmm. Abbiamo ora una domanda da parte di Sandra Silvestro. Sandra, vuoi accendere il microfono? La mia domanda è molto ingenua e dice: ma come mai alcuni pazienti fenomenologicamente esprimono la depressione e altri no? E sembra la domanda dell'acqua calda, cioè tutto quello che è stato detto finora potremmo utilizzarlo, mi pare. Però mi aveva colpito quello che la dottoressa Munari aveva un po' sottolineato, proprio la psicopatologia, che è la cosa che appare e dietro cosa ci sta. E mi piacerebbe che si parlasse ancora un po' di questo, cioè che cosa alcune persone riescono a esprimere nella depressione, nell'affetto, ma anche nelle idee depressive, perché c'è anche il delirio congruo con l'umore, per esempio, no? Che si differenzia dal delirio frammentato più schizzo. Ecco, mi piacerebbe ancora qualche parola su quello che appare. Non so, se i giovani, per esempio, o gli adolescenti sono meno in grado di esprimere questo vissuto melanconico che invece l'età con il peso porta. E un'altra cosa che butto là, quando il dottor Correale parlava della psichiatria che non o fa fatica a confrontarsi con i grandi temi, no? dell'impotenza, io mi chiedo, ma in psichiatria non riusciamo più a giocare proprio perché ci siamo, come dire, incastrati dal gufo della moralità che dobbiamo assolutamente curare, dobbiamo assolutamente dare dei resoconti. Ecco, il gioco può essere la formazione, il gioco possono essere le riunioni in cui un po' si ride e si scherza. È un antidoto questo. C'è un'altra domanda anche di Ermanno Doninotti. Ermanno, vuoi dirla tu? Devi accendere il microfono allora. No, insomma, Maria, leggila pure tu per cortesia. La leggo io allora. È una domanda per il dottor Correale. A proposito di pulsionalità, ho notato negli adolescenti che arrivano da noi con una marcata incapacità sublimatoria. Vorrei chiederle cosa ne pensa. Grazie. Poi c'è Roberto Simeone. Leggo io, Roberto, o vuoi intervenire tu? Sì, Maria, leggi tu Leggo perché io, era solo va una bene. considerazione semplice. Allora leggo. Grazie. Ringrazio molto il dottor Correale per l'abituale semplicità ed eleganza con cui ogni volta ci aiuta con profondità a rivedere le cose. Il concetto del lutto congelato della psichiatria mi trova particolarmente in sintonia a me che da psichiatra ho lasciato il servizio pubblico e ne ho purtroppo visto la deriva, ma ci interroga costantemente sul come porci in una dimensione propositiva in ogni istituzione. Dunque siamo arrivati a 3 e quindi ci fermiamo e poi interverrà Davide Banò. Forse la dottoressa Munari voleva dire qualcosa sulla domanda di Alessandro Silvestri. Sì, sì, è una domanda estremamente interessante. Secondo me è una questione al cuore della difficoltà e io credo che sia, cioè perlomeno per me, alla fine bisogna valutare caso per caso in un certo senso, perché non possiamo, cioè se nella melanconia il vissuto depressivo è al suo acme, diciamo, come ostentazione di sintomo,
Da un altro punto di vista però è anche la patologia che è più difficile da raggiungere come livello di comprensione di che cosa significhi tutto questo per la persona a un certo senso. In altre situazioni in cui invece il vissuto depressivo manca, possiamo fare tutta una serie di ipotesi che esista dietro a quello che il paziente ci porta un qualcosa che ha molto a che fare, come abbiamo visto nei vari tipi di lutti prima descritti, con degli affetti depressivi. Quello che possiamo sapere però è quello che cercavo di dire un po' all'inizio, cioè che la dimensione depressiva è una dimensione elaborativa e trasformativa che ci è in un qualche modo indispensabile. La difficoltà quindi è quella di poterla tollerare, attraversare della quantità di dolore che questo vissuto suscita, della tollerabilità di questo dolore e delle varie difese che si possono mettere in atto per farvi fronte oppure per evitarlo. Quindi la questione è sicuramente di enorme complessità, ma non mi viene nulla di più che bisogna vedere caso per caso in un certo senso. Non riesco a dire molto di più su questa questione se non a questo dato, perché insomma è difficile una valutazione generalizzante o classificatoria di questi aspetti, almeno per me lo è. Certo. Sì, posso aggiungere a questa giustissima osservazione che forse, come dire, alcuni adolescenti scambiano il nucleo depressivo con un nucleo di debolezza impresentabile, ecco, come se essere tristi, essere depressi, essere vuoti, essere scontenti volesse dire manifestare una componente quasi di cui ci si vergogna, non so, ecco, perché è chiaro che invece c'è una cultura molto dominante nelle scuole, no? Di cui il bullismo forse rappresenta un aspetto più clamoroso, in cui l'essere triste significa essere effeminato, essere debole, essere omosessuale, essere sognatore, essere inconcludente. No, ecco, questo c'è sempre stato, non è un fatto soltanto nei nostri tempi, ma insomma credo che ci sia, come dire, una cultura, se mi permettete l'espressione, un po' fallocentrica, ecco, in molti gruppi di adolescenti in cui il dominio, la forza, come dire, l'affermazione di se stessi viene esaltata e tutto quello che invece ha a che fare con la depressione, col vuoto, con la mancanza, viene sentito come debole. Non so, ecco, questo è un punto su cui ci sarebbe molto da lavorare, mi pare, nelle classi, nei gruppi, degli adolescenti, e quindi questo potrebbe un pochino forse rispondere alla domanda di Sandra, no? Del perché alcuni lo manifestano e altri no, perché alcuni si vergognano, altri secondo me neanche lo sanno di essere depressi. Sono depressi senza saperlo, sono, come dire, si sentono un po' svuotati. Per esempio la noia è un sentimento che prende molto spazio, mi pare, no? In queste persone. Certe volte l'eccessivo annoiarsi è una forma di depressione, no? Come se la noia fosse un'ombra appunto cupa, no? Che grava su tutte le cose, come se ci fosse questo oggetto bloccante che... D'accordo? Scusate, ci sono dei lavori dentro casa, mi dispiace riportare un contenuto specifico personale, ma... Quindi la noia, credo che sia un sentimento che andrebbe studiato meglio, no? La noia, no? Cioè che cosa vuol dire annoiarsi? Ecco, è un'attesa, è un desiderio, è un'aspirazione, è una mancanza di speranza, è un buttare su tutte le cose una vernice di negatività. Insomma, ecco, forse direi che la noia può essere un equivalente della depressione in molti adolescenti. Non so, questo mi pare un punto che potrebbe in qualche modo rispondere. Per quanto riguarda la seconda domanda sul gioco, sì, è vero che bisogna giocare, però ci terrei molto a dire che il gioco non deve essere un'evasione, non deve essere dire giochiamo insieme così non ci pensiamo. Ecco, è chiaro che lo scherzare va benissimo ed è una cosa piacevole perché avvicina le persone, e poi sappiamo tutti, anche Freud l'ha detto, no? Quanto lo scherzo, l'humor è un modo con cui far venire fuori cose che altrimenti non potrebbero venire fuori, quindi va benissimo
Però il gioco deve essere un modo di arricchire il presente, non deve essere un modo di evadere dal presente, ecco, deve essere un modo di allargare il dato, di amplificare il dato sensoriale e immaginativo, non deve essere un modo di evitarlo fuggendo da. Ecco, che poi noi si debba cercare di portare dei contenuti anche un po' più personali, ecco, che indichino come ognuno di noi ha anche un suo modo specifico di essere, e questo arricchisca il rapporto personale. Certe volte noi ci rendiamo anonimi, no, nei nostri discorsi, come se volessimo presentare soltanto una facciata di noi puramente pubblica. Forse dobbiamo avere il coraggio di portare un minimo anche di facciata, di aspetto più personale. E il gioco certe volte ci permette di portare qualcosa di più personale, invece di rifugiarsi nell'immagine pubblica che ci può, come dire, anche svuotare da noi stessi, no? Insomma, è il solito discorso dello specchio che si diceva prima, insomma, no? Lo specchio ci aiuta, lo specchio ci rimanda a noi stessi, ma lo specchio anche ci può svuotare se finiamo tutti nello specchio, dimentichiamo che poi noi lo stiamo guardando allo specchio, non siamo di là, siamo anche di qua. No, questo è. Quanto alla sublimazione è verissimo, io credo che la sublimazione sia uno strumento molto importante con cui si innalza, come dire, la pulsione da un livello a un altro, no? Per cui io dalla pulsione sessuale al piacere di sentire una musica o dal desiderio di, pensiamo a Leonardo da Vinci, no? Il famosissimo saggio Leonardo da Vinci di Freud ci dice molto bene come in qualche modo la pulsione epistemofilica diventi poi desiderio di scienza, desiderio di conoscenza, quindi è vero che gli adolescenti spesso, alcuni, insomma, molti adolescenti hanno questa difficoltà, ma io direi che questa difficoltà nasce proprio da quello che si diceva prima, cioè da un contesto ambientale che sembra un pochino punire la dimensione dello scherzo, oppure lo introduce del gioco, scusate, o lo introduce in un modo un po' troppo, come dire, triviale, in un modo un po' standardizzato, sempre uguale, in modo, io darei molta importanza al fatto che questi adolescenti non sono adolescenti e basta, ma sono adolescenti che stanno in certe famiglie, che stanno in certe scuole, che stanno in certi contesti. Non esiste l'adolescente decontestualizzato, esiste l'adolescente in un contesto. Allora vediamo anche quello che fa il contesto, no? Per favorire la sublimazione e quanto non fa. Cioè, credo che sia molto importante questa dimensione di inserire l'adolescente in una dimensione, come dire, collettiva, in una cultura che può o meno favorire questa dimensione sublimatoria. Non so, capisco che qui si allarga un discorso a vastissimo raggio. Allora, Davide Banon vuole fare una domanda. Buongiorno a tutti, mi sentite? Ti sentiamo, non ti vediamo, ma non ti sentiamo più. Eccoti. Devi aprire il microfono, Davide. Ecco, ringrazio molto i relatori per la ricchezza di stimoli e contributi. Vorrei riprendere una domanda che secondo me serpeggia e che personalmente mi intriga molto, cioè la mia impressione come clinico è che non ci sia nel nostro sapere un modo di dividere in maniera netta la melanconia da tutta un'altra serie di forme depressive. Cioè io ho l'impressione che nonostante la ricchezza dei contributi, mi pare che non riusciamo ancora ad avere un riferimento metapsicologico che ci consenta di dividere, diciamo così, tre situazioni cliniche, che sono la tristezza, che non è una situazione clinica, la depressione e la melanconia, appunto, perché io sono assolutamente convinto che la melanconia sia qualcosa di molto diverso da tutte le altre forme depressive e sia anche inconfondibile
proprio per la situazione di vuoto totale pulsionale dell'io. Mentre, come sottolineava molto bene Correale, nelle depressioni cosiddette borderline o affini abbiamo sempre un ribollire di pulsionalità aggressiva oppure depressiva, ma mai quella situazione di vuoto totale che si percepisce nel contatto con il melanconico. Grazie. Roberta Guarnieri ricorda il libro di Zapparoli, La paura e la noia. Vuoi dire qualcosa, Roberta? O no? E crede sia da rileggere, appunto, a proposito della noia. E così anche Elisabetta Marchiori ricorda che a breve usciranno gli atti del convegno di Lavarone del 2019, Le frontiere della psicoanalisi, che sono proprio sul tema della noia. Poi invece c'è una domanda di Cristiano Lombardo. Cristiano, se vuoi parlare, altrimenti... Posso rispondere? No. Certo. Sì, certo. Il microfono, Franca, devi aprire il microfono. Eccolo. Ecco. No, sono assolutamente d'accordo con Davide, nel senso che la melanconia è una situazione a sé e assolutamente diversa da qualunque altra forma di depressione. E però all'interno della melanconia, secondo me, due sono i rilievi da fare. Uno, che pur essendo annoverata come psicosi maniaco-depressiva, appunto, fra le psicosi, ha rispetto alle psicosi una caratteristica assolutamente diversa, e cioè quella per cui nel momento in cui l'accesso melanconico si risolve c'è una restituzione integrum assoluta, a differenza delle altre situazioni psicotiche dove nel momento in cui la fase acuta si risolve resta una sorta di danno o di caratteristiche differenti anche della struttura stessa del pensiero. Nella melanconia questo non accade. Nel momento in cui, oggi più rapidamente con i farmaci, in passato senza i farmaci, la fase melanconica si risolve, non c'è alcun danno del pensiero. E questa è una prima notazione che secondo me è una questione assolutamente importante. Quindi sì, che poi ci possano essere dei nuclei melanconici all'interno anche di altre situazioni, io credo di sì, nel senso proprio di questa relazione originaria di investimento dell'oggetto in termini narcisistici, quindi di non sufficiente differenziazione rispetto all'oggetto, un oggetto che, come giustamente aggiungeva Marco La Scala, è stato sicuramente deludente poi per tutta una serie di questioni. Ed è come però se ci fosse un permanere di questo stato di non differenziazione dall'oggetto per tutta una serie di ragioni, che quindi questa è un'altra questione. Sono anche molto d'accordo col discorso che ha fatto Lombardo rispetto alla rimozione originaria, nel senso che c'è un difetto di possibilità proprio di simbolizzazione legata a un difetto di rimozione originaria, nel senso che con la rimozione originaria è necessario operare un certo tipo di controinvestimento che, se non viene effettuato all'origine, poi rende impossibile l'uso dell'accesso alla rimozione secondaria rispetto proprio a quello che originariamente non può in alcun modo, da cui non si poteva in alcun modo essere difesi, perché all'origine non è che noi disponiamo di sistemi difensivi organizzati nei confronti di qualcosa, sono tutti assolutamente secondari. Quindi in un primo momento quello che il piccolo umano può fare è solo di controinvestire, e questo controinvestimento, nel momento in cui, aiutato ovviamente anche dagli oggetti di supporto esterni, può fare rispetto a qualcosa al quale altrimenti soccombe e basta. Fatto questa prima cosa, è proprio il suo passaggio attraverso qualcosa di rappresentato che ha permesso evidentemente uno spostamento da questo essere assorbito che è essere assorbito dall'oggetto in assoluto, no? Questo cascare letteralmente dentro l'oggetto, è una condizione particolare e molto interessante anche quando la vediamo in atto, di questa sorta di
essere risucchiati proprio dall'oggetto che riproduce evidentemente qualcosa. Nel momento in cui lui lo riporta qualcosa che gli appartiene, che appartiene a lui, che lo caratterizza, anche questo è un passaggio da tenere in conto, che evidentemente è stata un'ottima soluzione proprio per riavviare il lavoro, mi pare. Cioè, queste sono le associazioni che mi sono venute rispetto a queste due questioni. Certo. Mi pare che già Franca Munari ha risposto in modo molto preciso. Anch'io distinguerei forse ci può essere utile il concetto di vuoto, no? Nel senso che nella depressione malinconica freudiana c'è un troppo pieno, mentre invece in queste depressioni atipiche di cui si sta parlando, la depressione, quella che io ho proposto di chiamare il lutto senza oggetto, oppure una certa inerzia adolescenziale, indifferenza, si parla più di un vuoto che di un troppo pieno. Ecco, l'ombra dell'oggetto ricade sul depresso malinconico in un modo che lo intasa e lo intossica e lo costringe ad attaccare se stesso per attaccare l'oggetto ambivalente. Nel vuoto invece, nella depressione, chiamiamola tipica, tanto per capirsi, per usare un linguaggio psichiatrico ogni tanto e non solo psicanalitico, nella depressione atipica si ha un vuoto, cioè si ha un deficit di interiorizzazione, perché all'origine probabilmente l'oggetto è stato o troppo invadente o assente, o troppo vicino o troppo lontano, e quindi in qualche modo ha lasciato, come dire, un'iperstimolazione o un'ipostimolazione che non ha portato a un'interiorizzazione, alla capacità di pensarlo dentro di sé, di sentirlo dentro di sé. E questo mi pare un punto molto importante. Io credo che si debba, come dire, anche a proposito di rimozione, cos'è che rende possibile la rimozione, no? Che appunto è un procedimento, diciamo in senso lato, della nevrosi più che della psicosi, no? O dei disturbi di personalità. Nei disturbi di personalità siamo difese più primordiali, che sono appunto la negazione, nella psicosi la conclusione o rigetto, che dir si voglia, ma in qualche modo la rimozione presuppone un'interiorizzazione che poi viene spostata nella dimenticanza. Ma è un'operazione molto complessa. Però per far questo è necessario che in qualche modo l'oggetto sia un pochino interiorizzato, diventi parte di noi e non sia un'identificazione specifica brutale oppure un'assenza di identificazione per un eccesso di proiezione, no? Io qui vi proporrei questo tema molto a cuore, su cui ne parlo sempre, scusate, forse insisto troppo, che è questo tema della tenerezza. Cioè, che vuol dire tenerezza? Freud parla di pulsioni sessuali inibite alla meta. Ma che vuol dire inibito alla meta? Vuol dire che l'oggetto, il corpo materno, il corpo del papà, ma prima ancora quello della mamma, vengono fatti oggetto sessuale, oggetto di libido orale, anale, fallica, tattile, visiva, ma in qualche modo poi è necessario che la madre si comporti in modo tale che questa stessa pulsionalità sia in parte accettata e in parte controllata, sia in parte, come dire, trasformata da sessualità in sensualità. Ecco, ci vuole una capacità materna di trasformare la sessualità, l'istintualità, la pulsionalità in qualcosa che noi chiamiamo tenerezza, che anche Freud chiama tenerezza nel saggio sui gruppi, psicologia delle masse, analisi dell'io, e che è appunto la possibilità che l'eccesso di pulsionalità o della madre verso il bambino o del bambino verso la madre venga in una certa misura attutito, ecco, e si trasforma in età affettuosa. Ecco, e questo presuppone il gioco, presuppone l'interesse per il mondo non umano, presuppone la fantasia. Ecco, tutto questo tessuto di tenerezza, ha scritto un collega di Milano, Gavurri, purtroppo mancato qualche anno fa, ha scritto un saggio molto bello con Laura Ambrosiano su questo tema della tenerezza. E questa mancanza di tenerezza, secondo me, presuppone una... Arrivederci, grazie. Scusate. Presuppone come dire, un tessuto sensoriale, affettivo, sensoriale immaginativo che è mancato profondamente nei disturbi borderline e anche in molti disturbi di personalità in cui la sensorialità è stata o troppo traumatica o troppo mancante, mi sembra. Ecco, noi continuamente ritorniamo a queste origini, questa sensorialità originaria. Il convegno della
della società di psicanalisi di qualche giorno fa è stato tutto sull'inconscio mosso, no? Sull'inconscio non rappresentativo. E si è parlato molto, ma cos'è questo inconscio non rappresentativo? È soltanto un inconscio emozionale o è anche un inconscio sensoriale? Sono anche dati sensoriali originari che possono essere un contatto, un allargamento, un restringimento, un ampliamento, una costrizione, una esplosione, un riscaldamento, un raffreddamento. Quanto le cosiddette emozioni vitali sono legate a esperienze sensoriali originarie che noi continuamente riviviamo. E riviviamo molto spesso sulla traccia di quello che sono state all'origine. Quindi questo inconscio, come dire, non rappresentativo è anche in larga parte un inconscio sensoriale, cinestesico, propriocettivo, ma anche poi sensoriale, visivo, uditivo, tattile, no? E questo è il grande regno, diciamo, della tenerezza, cioè il regno di una sensualità che viene accettata fino a un certo punto, ma che poi diventa appunto contatto, affettuosità, carezza, no? Allora direi che questo tessuto è quello che permette un'interiorizzazione, una simbolizzazione e permette poi forse anche la rimozione in una certa misura. Se questo tessuto manca, il dato sensoriale diventa preminente, diventa invadente, diventa traumatico e siamo ai meccanismi di difesa più primitivi, cioè la proiezione, la forclusione, la eliminazione, la negazione o comunque l'espulsione, insomma, no? Quindi questo tema della rimozione è mi pare molto cruciale, però io mi scontro continuamente col fatto che quando vedo questi pazienti difficili, come siamo detti, cioè spesso pazienti con disturbi di personalità, vedo quanto c'è stata una devastazione rispetto al tema dell'affettuosità tenera, ecco, come se non sapessero proprio di che cosa si tratta. E questo lascia un margine di vuoto molto importante. E molto spesso questi pazienti traggono un certo vantaggio dal prendere un gatto o un cagnolino, no? Come se da quel lato riuscissero a recuperare questo calore corporeo non sessualizzato. Mm-hmm. Quello che vorrei sarebbe una distinzione tra il vuoto della depressione atipica e il troppo pieno della dimensione malinconica. Puoi ripetere le ultime cose perché si era disconnesso? Il vuoto della depressione atipica, tipica dei disturbi di personalità, e il troppo pieno della depressione malinconica. Sì. In chat c'è un messaggio di Alessandra Silvestro che dice: visto che si citano libri, ricorda La tristezza vitale di Gozzetti. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Un'associazione, un pensiero? Io volevo parlare ma non riesco a chattare. Così. Hai la parola, Totò. Ecco, io volevo salutare Antonello, che vedo con grande piacere, sia pure a distanza, e devo dire che le cose che ho ascoltato mi hanno molto colpito e commosso, anche se poi molte cose che avrei voluto aggiungere sono state dette da molti altri colleghi. Io volevo parlare del picchio. Del picchio. Sì, nel senso che tu in questo momento per me sei un po' un picchio, nel senso che immagino la tua vita come la mia in una situazione molto difficile con la pandemia, con la difficoltà a vedere le persone care, con tutta una serie, e poi anche a Roma piuttosto che a Venezia dove vivo io. Allora, Scusa Totò, hai per caso il cellulare aperto? Perché abbiamo due Totò Russo che ci parlano in contemporanea. No, aspetta un attimo, questo io lo chiudo. Chiudi qualcosa, sì. Perché non so usare ste robe, ho fatto ecco, adesso va bene. Ecco, no, io volevo solo un momentino introdurre degli elementi che sono, direi, l'intimità
e il pudore, la vergogna dell'intimità. Non che io abbia un'intimità specifica con Antonello, però questo picchio è un po' lui, perché in fondo lui batte sempre su alcuni argomenti che sono molto importanti e io ho molta nostalgia di quel picchio là. E quindi la nostalgia è un'altra cosa. Sulla sensorialità io sono molto colpito dall'anestesia come elemento di rottura con l'eccesso di stimolazioni e in fondo tutta la tossicodipendenza. Lo stesso gioco, quando diventa un gioco compulsivo, riempiono questi vuoti. E la mia nostalgia è perché tutti questi elementi sono elementi che vengono da me rievocati in situazioni cliniche romane o sandonatesi, sulle quali abbiamo lavorato insieme per molti anni e rispetto al quale lui è stato per noi un vero maestro. Ecco, da questo punto di vista il mio è un intervento di saluto e anche di immaginare come l'intraducibilità linguistica, perché io ho i nastri di tutte le registrazioni dei nostri incontri. Sono ore e ore e ore e in un primo tempo nella mia follia pensavo di riscriverli, perché ci sono tanti contenuti importanti, interventi di infermieri, di educatori, no? E dopo si era offerto di farlo qualche psicologo tirocinante dalla Marisa Marcato, dove tu hai continuato anche a andare come supervisore. E in realtà poi questa cosa è intraducibile, quindi resta una nostalgia dolorosa e l'immagine che noi continuiamo a essere dei picchi, che siamo, ecco, e anche la identità, perché c'è anche un'identità di cui si ha un pudore, che è l'identità di coppia, madre-figlio, ma anche l'identità padre-figlio, o anche fratello-sorella, o anche l'identità di coppia maschio e femmina, che sarebbe quella anche più, diciamo, legata a tutti i discorsi sulla scena primaria, eccetera. Però il gruppo è molto importante e anche su questo io ti sono molto grato. Dopo, per carità, io adesso non voglio fare sì, perché tra le tante cose che mi ricordo è che qualche volta in riunioni in cui tu non c'eri, tu mi dicevi di dire qualcosa, io dicevo, come dice Correale, e giù puttanate. E tu dopo un po' scherzavi, era un gioco, perché il gioco è anche una cosa seria. No? Il bambino lo ritiene molto serio e qualche volta è così serio che è la psicosi, perché il gioco della guerra è un gioco psicotico. Ed è molto serio perché ci lavorano fior di ingegneri e di strateghi, cioè voglio dire la razionalità umana deve organizzare l'esistenza del mondo, della nostra vita. Vabbè, adesso io sto facendo delle libere associazioni, non mi aspetto che qualcuno mi interpreti perché tanto ormai credo che la nostalgia è l'elemento più intenso nella mia attuale situazione psicologica, esistenziale, psicanalitica, psichiatrica, quel che volete. Ecco, io mi stacco perché così l'audio non... No, non staccarti, spegni solo il microfono. Mica facile. In basso a sinistra e resta qua con noi. In basso a sinistra premi sul microfonino. Ecco, bravissimo. Ci sono stati ci sono due interventi in chat, uno di Sandra Silvestro, lo leggo io o lo dici tu? Cita la McWilliams e dice che nel libro lei raffigura il cliente narcisista come patologicamente vuoto e il paziente depressivo come patologicamente riempito di introietti ostili invece. C'è poi un intervento di Elisabetta Nalon che ha la connessione intermittente per cui lo leggo e dice l'eccedenza del lutto, geografia, lutto come fatto, può inaugurare la nascita di un percorso e l'appropriazione di una ricchezza, paesaggio, da sempre impedita.
Penso al libro Patrimonio di Roth, dove l'eredità del padre diventa il suo patrimonio. L'attraversamento del vuoto salutare libera dal sé luciferino, dal lutto al desiderio. Bello. Bello, bello. Beh, che dire, insomma, mi pare che sono domande che sottolineano dei punti più che porre delle domande. Io intanto sono molto contento di aver ritrovato Totò, con cui abbiamo tanti ricordi insieme. Tante volte sono stato al suo servizio, abbiamo parlato moltissimo, abbiamo condiviso momenti molto importanti e molto intensi, e quindi anche mi pare che questo tema della nostalgia che lui introduce, no, è un tema molto potente, ma non tutti riescono a provare nostalgia. Provare nostalgia significa in qualche modo avere qualcosa che nel ricordo si ripresentifica, e c'è il dolore del ricordo, ma c'è anche, come dire, quella commozione del ricordo, no? Ma per provare nostalgia è necessario avere vissuto dei momenti che in qualche modo siano stati, come dire, di una intensa esperienza, ma anche un po' attutita, non così intensa da diventare traumatica. Ecco, e questo, quindi quando si comincia a provare nostalgia vuol dire che in qualche modo qualcosa è successo che ha permesso un'interiorizzazione. Ecco, e che, certo c'è il dolore della perdita, ma c'è appunto, prima citavo Proust, no? Quando diceva alla recherche du temps perdu, ecco, alla ricerca del tempo perduto, ma di fatto poi lui dice anche il tempo ritrovato. Certo è un tempo ritrovato attraverso una riattualizzazione di qualche cosa che non scompare, ma che al tempo stesso non nega il fatto che è passato. Questa è una condizione umana da cui non possiamo sfuggire, io penso, no? Questo tema. Però l'importante è accettare, mi pare, la nostalgia come una dimensione ineliminabile, mentre invece certe volte un eccesso di bisogno di mostrarsi padroni della situazione ci fa espellere queste dimensioni più sottili, più delicate, più intime, appunto, no? Che vengono scambiate per debolezza, vengono scambiate per romanticismo, vengono scambiate per un eccesso di sentimentalismo, per un eccesso di di portare sempre se stessi, no? E io dico che invece è importante, se volete dirla in un modo più freudiano, io direi accettiamo il limite, insomma, è necessario accettare il limite. Proprio dall'accettazione del limite può nascere la sublimazione, può nascere la cultura, può nascere l'invenzione. Se non si accetta il limite, come dire, la dimensione di negazione del limite non fa nascere niente, no? Mi pare che anche l'ultima domanda era su questo, insomma, cioè in qualche modo accettare la limitazione, la decurtazione, la caducità significa poi in qualche modo invece anche poter costruire una cultura. E la cultura non si costruisce se non si ha anche l'accettazione di questa dimensione temporale che passa, io credo. No? Ma insomma, non voglio neanche lasciarmi andare a libere associazioni. Ringrazio Totò di questa intensa proposta di ricordare il tempo passato. Mirka Perissinotto e ricorda Racalbuto. Giusto. Visto che in questo momento non ci sono altre domande, avevo anch'io delle parole da porre a entrambi. Una era nostalgia, come Totò, e quindi Antonella ha già risposto, ma l'altra era oblio, cioè nel senso che mi aveva colpito nel racconto di Franca su Narciso una frase molto, molto toccante che non avevo mai sentito, quando lui, che non può che guardare la sua immagine, vede lo scorrere nello scorrere del tempo la sua immagine sparisce e lui dice no, lasciatemi almeno questo, no? E invece anche quello gli viene tolto. E pensavo al congelamento del tempo, nel senso che sia Eco che Narciso sono in fondo congelati in una ripetizione continua. E allora mi veniva in mente che il modo
che senz'altro la memoria è un valore assoluto, ma il modo di sopperire alla perdita è il ricordo, citando Proust o comunque ricordando. Però quando alla morte di Dio, Nietzsche dice anche che gli uomini rispondono alla morte di Dio, quindi alla caduta dell'ideale degli ideali, con la Gaia Scienza. E la Gaia Scienza gli permette di accettare questa morte e di liberarsi anche di un peso molto oppressivo, no? Cioè, che non è la negazione maniacale del lutto, ma è la possibilità di aprire il tempo. Cioè, volevo chiedervi cosa pensate della necessità di dimenticare? Perché anche la nostalgia, che sono d'accordissimo che Freud diceva mi sembra chiamare nostalgia, e se non ci sono le tracce è difficilissimo ricordare l'oggetto, farlo rivivere, no? La perdita diventa catastrofica, però nello stesso tempo la nostalgia può diventare anche un attacco al presente, no? Perché uno la può tenere come una propria proprietà interiore e nutrirsi di nostalgia invece che affrontare il futuro, no? E questo forse vale un po' anche per la necessità di dimenticare, insomma, per andare avanti. Mirka Perissinotto continua, la nostalgia non riguarda ciò che è stato ma ciò che è potuto essere, scusate, cioè ciò che non è potuto essere. Adesso c'è Cosima De Giorgi. Volevo dire una cosa velocissima, Maria, perché mi hai Sì, proprio, Alessandra. perché mi ha proprio preso questa cosa, no? del ricordo e dell'oblio. Io credo che la melanconia sia un ricordo o un ritorno ruminativo del peccato, del debito, del non aver fatto, e impedisca in realtà un bel ricordo che può emergere come le Madeleine quando qualche cosa di fresco nel presente lo riattiva. Scusa, ma mi è proprio venuta dal cuore. Certo. La Mimmina. Microfono, Mimmina, devi aprirlo. Proprio su questo problema del ricordo, ma torno... No, il microfono, Mimmina, l'hai spento. Che aveva proposto Correale sull'elaborazione del lutto, il distacco e l'introiezione. Quindi da un lato qualcosa dentro bisogna mettere, tra virgolette, a differenza appunto delle identificazioni massicce come abbiamo nell'identificazione melancolica. Quindi, come dire, questo introiettare, questo conservare qualcosa dentro, forse ci aiuta, come dice Kristeva, dice che in fondo la melanconia è qualcosa che richiede una doppia negazione. Da un lato, dice, la negazione ci aiuta, che è una forma della rimozione, a dire non ho perduto la madre, no? Non è vero che l'ho perduta, la posso ritrovare, quindi l'apertura del tempo potenziale. In qualche modo c'è qualcosa che rievoca la madre e la possibilità di ricongiungersi. Se invece dice non è vero che la mamma, come dire, se nego che non è vero che ho perduto la madre, è come se ci fosse solo la rappresentazione, la mamma non c'è, punto e basta. Come dire, allora il tempo si collassa e il ricordo intanto sparisce, diventa o vuoto oppure opacità chiusa e non c'è niente da fare. E l'immagine che diceva Banon sulla melanconia, dove non c'è vita, non c'è rimedio, non c'è risoluzione, è per sempre inevitabile, è la cosa, è la solitudine, è l'assenza totale, come dire, la perdita irrimediabile. Invece, in questo senso, allora un po' di ombra, a proposito di introiettare, un po' di ombra fa bene allora, perché a quell'ombra forse possiamo coltivare qualche cosa che riporta le tracce o ricostruire l'oggetto in qualche modo perduto e in questo senso attraversare il lutto. Ecco, questo ho finito.
proprio come apertura di tempo, no? L'apertura del tempo potenziale, quello che dice Winnicott, che riapre a un'altra forma. No, grazie Mimina di questa immagine del dover fare solo con quella cosa lì, solo con la rappresentazione, no? Perché in fondo no, c'è l'aspetto della perdita, proprio della tridimensionalità e quant'altro. Ma volevo dire anche qualcosa riguardo la nostalgia, nel senso che beh, non è un argomento del quale mi sia mai occupata più di tanto, a differenza della noia del quale un po' mi sono occupata nel passato. La nostalgia io riesco a rappresentarmela, quindi è una mia associazione, come qualcosa che è uno stato di sé fondamentalmente di cui si ha nostalgia, cioè qualcosa che noi abbiamo provato in passato e che desidereremmo poter essere nella condizione di riprovare. Quindi in fondo il contesto è soltanto un accessorio, perché la cosa importante è proprio se stessi in questo passato. Quindi però da questo anche una necessità di storicizzarsi attraverso le differenze, che è un'altra questione a proposito della soggettivazione, che non è una questione di poco conto, questa roba qua. E infine un'altra cosa a proposito di questo aspetto del ricordo e dell'oblio e della difficoltà anche a ricordare tutta una serie di cose. Mi è venuto in mente che una delle ultime cose che ha fatto Umberto Eco, di cui c'è 5 anni dalla morte in questi giorni, è stata proprio una cosa sulla memoria. Lui, che ha spesso collaborato con degli artisti, ha fatto un'installazione alla Biennale in cui c'era un suo video e dove il tema di tutta questa vicenda era proprio la memoria. E la cosa che lui diceva, che la memoria è un fardello anche che aumenta sempre, nel senso che la memoria è in continua espansione, cioè più viviamo, più abbiamo quantità di memoria con la quale avere a che fare. Quindi inevitabilmente poi il rimaneggiamento che facciamo dei nostri ricordi e l'oblio di alcuni è anche funzione di tutta questa pletora di cose che noi portiamo dentro, e perché ridi Mimina, rispetto a questa cosa, e che diventa un bagaglio estremamente importante con il quale avere a che fare, che deve essere continuamente riorganizzato oltretutto. Quindi anche questa è una cosa che mi sembra sia una questione non di poco conto. Quindi l'oblio anche come cosa necessaria, no? per sgombrare, per far posto, per cancellare delle cose, per avere a che fare con altro. Sì. Mentre fondamentalmente la noia secondo me è una difficoltà a investire qualcosa, perché poi su che base questo accada possono esserci più questioni a monte, però fondamentalmente la noia è una possibilità a investire qualcosa, e il disinvestimento, la mancanza di legamento è sempre qualcosa di una disoggettualizzazione, è sempre qualcosa che evidentemente ha a che fare anche con aspetti depressivi inevitabilmente, no? Sì, aggiungerei solo una cosa, cioè che la interiorizzazione di cui si parla a proposito del lutto non è soltanto un ricordare, è un far rivivere. Ecco, questo non ci consola della perdita, però ci dà l'idea di che in qualche modo le cose anche si rinnovano, come i famosi fiori della caducità di Freud, no? Che muoiono ogni anno e ogni anno ricrescono. Non so se è una consolazione, Rilke non gli bastò come consolazione questo discorso di Freud. Freud invece bastava l'idea che le cose muoiono ma rinascono. Rilke disse no, se muoiono, muoiono. Ma insomma, in qualche modo, al di là della distinzione, ma io credo che il tema sia che la memoria non intasi la possibilità di far rivivere. Ecco, questo mi sembra un punto molto... Non è soltanto il tempo ritrovato di Proust, che in qualche modo è una riattualizzazione, ma qualcosa di mio padre, di mia madre, degli amori perduti, delle cose avvenute, dell'esperienza fatta, in qualche modo dà origine anche a un rinnovamento, ecco.
qualcosa rinasce. Ecco, a me sembra molto importante che l'interiorizzazione non sia soltanto un ricordare, ma sia anche un far rivivere in qualche modo l'energia di mio padre, la sua passione per la vita, la dolcezza di mia madre. Ti abbiamo perso. Però al tempo stesso ci può, come dire, confortare l'idea che questa nostalgia è la matrice poi di qualcosa che anche rinasce, insomma. Insomma, è una condizione umana, no? Non ci si può fare niente. Però credo che in qualche modo questo tema sia molto importante del pensare all'interiorizzazione come un far rivivere, ecco, non soltanto come un ricordare, no? In questo senso ha ragione Maria Ciolin che la memoria può diventare un eccesso, può diventare un ingombro, insomma, se in qualche modo non riesce un pochino anche a seppellire il morto e a dire lo faccio rivivere in qualche modo dentro di me. E questo è il tributo migliore che io posso dargli, non soltanto ricordarlo, anche ricordarlo sempre, ma anche in qualche modo farlo rivivere in quello che aveva di vivo e riproporre in me quella stessa vita che in lui non c'è più e lei non c'è più, ma che in qualche modo in me si ripropone e si riproporrà poi via via nelle altre persone. Posso dire una cosa piccola? Sì, credo che sia molto importante questa cosa del dire ospito e faccio vivere dentro di me, distinto dal ricordo, perché in fondo è vero che Proust è l'ultima grande fiducia, no? Di poter trattenere con il ricordo, perché il ricordo è anche trattenere. Oggi non so, mi viene sempre in mente Beckett, però L'ultimo nastro di Krapp, che è una bellissima pièce dove c'è un anziano che cerca di rivivere un momento amoroso in barca e non ce la fa. Cioè noi non possiamo trattenere i ricordi, no? Lì compaiono, galleggiano le parole banana e altro, ma non ci appartengono i ricordi, no? Mentre possiamo far vivere dentro di noi, sono due cose diverse forse, no? E a proposito dell'intervento anche che aveva fatto prima Elisabetta Nalon, no? Sull'attraversamento, insomma, del vuoto e il poter liberarsi, insomma, in qualche modo. C'è una domanda di Lorella Cerutti. Concordo con quanto chiedeva Davide Banone. Al riguardo vorrei chiedere ad ambedue i relatori se ci si può ancora riferire al senso di colpa e in particolare alla colpevolizzazione di sé come condizione irreparabile nel vissuto della persona. Figurativamente, la si può immaginare la colpevolizzazione di sé come una porta di accesso verso quel luogo che definiamo la melanconia? Grazie. Qualcun altro vuole aggiungere qualche pensiero? Qualche domanda? Io penso che si potrebbe anche rispondere se non c'è nessun altro, perché è l'una, meno 3 minuti. Io volevo dire una sola cosa. Sì. Posso? Sì, non so dove sei. Certo, comunque sì, non so chi parla, ma... Sono Marco La Scala. Ah, ecco Marco, non ti vedevo. Avevo messo una mano. No, non l'avevo vista. Sì, no, io volevo anche ricordare, perché ha a che vedere con i discorsi che stiamo facendo, l'aspetto dell'incorporazione come qualche cosa di molto diverso dall'introiezione. No? Credo che sia importante, soprattutto dal punto di vista del limite della soggettività, no? Nel senso che la incorporazione è custodita all'interno come attraverso un'identità di percezione che rimane percezione e che non ha possibilità trasformative all'interno dell'apparato psichico, perché viene controinvestita e in quanto controinvestita va a costituire quella che Abraham e Torok hanno definito come cripta, che è una specie di inclusione dentro l'io,
Qui è come se l'io fosse in parte occupato dall'incorporazione, cripta, e il resto dell'io diventa residuale rispetto a questo spazio occupato dalla cripta. Il resto dell'io connesso col preconscio, connesso con le zone erotiche, connesso con la pulsionalità, eccetera. Questa intrusione, questa incorporazione è anche un'intrusione. No? E allora, come intrusione richiama il trauma e richiama qualcosa di traumatico che ha investito il confine dell'io, lo ha perforato e si è collocata all'interno dell'io. In questo senso credo che la melanconia abbia anche a che vedere con una intrusione passiva, incorporazione passiva. Ecco, sostanzialmente l'altro in preda a un disimpasto pulsionale può infilare qualcosa di molto violento che si diventa traumatico per l'esistenza stessa dell'io, che perde la sua integrità di confine e occupa all'interno qualcosa che poi viene controinvestito da un paraeccitatorio molto forte che si resta dentro e questo materiale non è soggetto né alla temporalità né alla nostalgia né a tanti altri contaminazioni da parte del resto dello psichico. Infatti Freud in Lutto e Melanconia dice la via è sbarrata, la via del preconscio è sbarrata. Quindi c'è anche questo elemento di incorporazione passiva traumatica che costringe una parte dell'io a un'identità di pura percezione. E se volete, mi viene in mente un film che aveva a che vedere col bianco, il rosso, non mi ricordo più il titolo. Comunque c'è una morte traumatica e immediatamente nel film fanno vedere alcune scene che restano fisse sullo schermo per un po', ed è proprio lo stop image, che è una tecnica anche cinematografica in cui l'immagine si ferma, si fissa ed è quella, e diventa qualcosa che sostituisce il limite dell'io tra una spinta interna e una spinta esterna, e ha una grande funzione, è come un tappo che evita la ferita e l'emorragia. Grazie. Grazie. Mi pare che siano queste cose che dice Marco alla Scala dell'ombra dell'oggetto, no? C'è un'incorporazione massiccia che in qualche modo tappa o si sensi di colpa. È inevitabile che ci siano, che l'ambivalenza porta sempre i sensi di colpa, cioè in qualche modo un attacco anche all'oggetto e un attacco anche a se stessi che non è soltanto che noi ci attribuiamo per aver osato attaccare l'oggetto idealizzato, perduto, che quindi diventa persecutorio nella misura in cui noi non ci facciamo la pace in qualche modo, no? In cui l'oggetto morto non ci perdona di averlo anche in qualche modo odiato, attaccato quando era in vita, e quindi il seppellimento e l'oblio è anche in qualche modo una pacificazione con l'oggetto perduto, insomma è un accettare che la dimensione anche di rabbia che abbiamo avuto verso di lui o verso di lei fosse una dimensione con cui dobbiamo, come dire, fare un po' la pace, no? Accettarla come una dimensione ineliminabile. Ma certo il senso di colpa c'entra moltissimo con questo tema che noi abbiamo detto.
Ringrazio molto Marco La Scala per questo tema dell'incorporazione, appunto ci aiuta molto a definire meglio all'interno di quello che Franca Munari chiamava l'intricato problema delle identificazioni, no? Per ragione, è un problema intricato ed è molto importante che facciamo una distinzione tra i vari tipi di identificazione, e questo che dice Lucia aiuta molto in questo senso. Che l'ho anche ricavato da un tuo scritto, dove tu parlavi di identificazione incorporativa. Ah, sì, sì, sì. Negli stati limite, sì. Sì, sì, sì. Beh, sì, sullo sfondo c'è Ferenczi anche, no? Certo, insomma. Ferenczi, certo. Sì, ci sono 2 interventi in chat in cui Roberta Guarnieri e Daniele Lagrasta suggeriscono che il film di cui parlavi probabilmente era Film blu di Kieslowski. Confermo. Conferma. Franca, vuoi chiudere con qualche parola o beh, ci ritroviamo al pomeriggio, quindi non c'è da chiudere. Ma... ci ritroviamo, quindi no, volevo solo provare brevissimamente a dire qualcosa su questa questione della colpa, no? E di questo vissuto di colpa così intenso nella melanconia. Cioè, allora, se pensiamo che il superio è qualcosa che apparentemente noi desumiamo dall'oggetto per introiezione e identificazione con l'oggetto, ma che in realtà deve la sua crudeltà, la sua parte più dura, più cattiva nei nostri confronti a qualcosa che invece ci riguarda, cioè la nostra aggressività, dobbiamo anche pensare che nel caso della melanconia, proprio sulla base di questo investimento narcisistico dell'oggetto che postuliamo alla base della melanconia, il superio che uno si ritrova nel momento in cui c'è l'accesso melanconico, il superio che uno si trova ripigliandoselo dall'oggetto, in un certo senso con l'oggetto, senza poterlo più in un qualche modo mettere fuori proiettivamente da nessuna parte, è qualcosa di estremamente pesante, cattivo, terribile, doloroso. Quindi non è così strano che il melanconico abbia questa messe di rimproveri, di autodenigrazione, di autosvalutazione, perché la sua non ha mai potuto essere una colpa di tipo, diciamo, riparativo, kleiniano, nel senso del mettere insieme un oggetto buono e un oggetto cattivo e quindi anche di poter riparare l'oggetto e di conseguenza anche il sé, ma in questo caso si tratta invece proprio di questo ritrovarsi in balia dell'oggetto cattivo che in un qualche modo si era cercato di rimettere fuori e invece te lo ritrovi dentro con tutta la sua potenzialità distruttiva, quindi fallimento di una proiezione, anche per le cose che si dicevano prima, la persecutorietà che te la ritrovi completamente dentro, ma è un troppo facile riassunto di cose molto complicate, credo. Avrei finito così. Sentivo una voce, sì, no, sentivo una voce che non... Direi che ci salutiamo perché sono l'1:05 e ringrazio tutti. Mi sembra che la discussione sia stata bella, vivace, e che continuerà nel pomeriggio perché ascolteremo un caso clinico, ma insomma che ci aiuterà, spero, a riprendere anche i temi della mattina.